Intanto buongiorno a tutti. Come l'ultima volta leggerò, perché rimanga al verbale, una relazione legata a all'incontro di oggi, per poi dare ovviamente il via libera ai lavori. Allora, ci troviamo oggi per il quinto ed ultimo incontro di presentazione al partenariato dedicato all'analisi e all'individuazione dei fabbisogni relativi alle 6 priorità previste dalla proposta di regolamento dello sviluppo rurale. Dopo il primo incontro di presentazione del 15 maggio ci siamo trovati il 21 giugno per le priorità 4 e 5 dedicate rispettivamente al mantenimento degli ecosistemi connessi all'agricoltura e alle foreste, all'uso efficiente delle risorse naturali, al contrasto e all'adattamento dei cambiamenti climatici, passando ad un'economia a basse emissioni. Il 1 luglio ci siamo ritrovati per la priorità 1, sviluppando le tematiche dell'innovazione, del trasferimento delle conoscenze, dell'investimento in capitale umano. Una settimana fa, il 25 luglio, la presentazione ha riguardato la competitività delle imprese agricole e forestali, il ricambio generazionale, l'integrazione di filiere e la gestione dei rischi in agricoltura. Manca all'appello un'ultima priorità dello sviluppo rurale, la priorità 6, che titola Adoperarsi per inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo delle zone rurali, che vi verrà presentato ovviamente oggi. Come tutte le altre priorità, la priorità 6 si articola a sua volta in un focus area che specificano meglio l'analisi di contesto e le rilevazioni dei fabbisogni che sono l'oggetto della presentazione di oggi. La focus area A sottolinea la necessità di favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese e l'occupazione. In pratica il regolamento ci suggerisce che un modo efficace di ridurre la povertà e promuovere l'inclusione sociale è quello di rafforzare il tessuto imprenditoriale anche in settori diversi da quello strettamente agricolo, favorendo così l'occupazione. La seconda focus area, la B, invita a stimolare lo sviluppo locale nelle aree rurali. Se abbiniamo questo focus area con le disposizioni dell'articolo 65, paragrafo 5 della proposta di regolamento, capiamo subito quello a cui ci si riferisce. Almeno il 5% del contributo totale del FEAS al programma di sviluppo rurale destinato al LEADER, cioè a iniziative di sviluppo locale di tipo partecipativo. In pratica chi vive nelle zone rurali deve sentirsi incluso, non escluso dallo sviluppo, deve avere socialmente pari opportunità con chi vive nelle zone urbane. L'ultima focus area della priorità 6, la C, sviluppa in un ambito di intervento molto preciso: promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle zone rurali. Facciamo riferimento al divario digitale che è diffuso nelle zone rurali, nelle quali un operatore privato non ha interesse economico a proporre servizi evoluti di accesso alla banda larga, in quanto questi investimenti non possono essere ammortizzati in tempi brevi, viste le poche utenze interessate, ma il regolamento fa riferimento anche al superamento del divario digitale in termini di qualità della vita, di occasioni economiche, di accesso ai servizi pubblici e privati, che l'accesso alla rete ovviamente consente. Pensiamo ad esempio a tutti i servizi di tipo sanitario, bancario, scolastico, in generale di e-government, che oggi viaggiano solo sulla rete. Capisco lo scetticismo di molti soggetti del partenariato rispetto all'utilità di questa priorità 6 all'interno del PSR. Molti si chiedono cosa c'entra questo con l'agricoltura e quindi perché i soldi agricoli dovrebbero andare destinati allo sviluppo locale, alle reti per l'accesso alla banda larga e all'ICT, addirittura soggetti extra agricoli, non sempre direttamente collegati all'agricoltura nelle zone rurali. La risposta più ovvia che potrei fornirvi, ed è quella che ovviamente un po' anche in altre occasioni abbiamo verificato, è che se non facciamo così la Commissione europea ci boccia il PSR. Visto che l'Unione Europea mette il 50% delle risorse, ci dobbiamo in qualche maniera adeguare. In realtà questa è un po' la realtà. Poi ovviamente ci sono anche altre motivazioni, la più profonda, e la conosciamo bene, è che l'agricoltura e la sua famiglia vivono oggi profondamente integrate nella società e nell'economia del nostro territorio. Se la popolazione di un territorio invecchia, il territorio non cresce; se l'economia locale è debole,
Se sono a rischio i servizi di base, allora succede che i figli non intendono restare in azienda, non trovano lavoro e se ne vanno. La stessa azienda agricola non ha un mercato locale in cui vendere i propri prodotti, i turisti non vengono. Se invece il territorio rurale ha buoni servizi, il patrimonio culturale e quello naturale sono ben mantenuti e fruibili, l'economia è diversificata, ci sono più opportunità per tutti ed è più facile per un giovane fermarsi in azienda, fare una famiglia, avere opportunità sociali, culturali, civili come tutte le altre famiglie. Arrivano i turisti, ci sono altre iniziative economiche, insomma si abita in un paese in cui è desiderabile vivere. Questo non vuole dire che riusciremo a soddisfare con le risorse del PSR tutti i bisogni delle aree rurali, anzi forse non arriveremo a coprire neanche quelli più importanti. Attraversiamo un momento certamente difficile e probabilmente non potremo contare su tutte le risorse del PSR dell'attuale programmazione. In più le risorse di tutti i programmi comunitari sono molto ambite perché le uniche certe in questi anni di restrizione delle risorse regionali e nazionali. Ci sentiamo quindi la responsabilità, anche per questa priorità 6, di individuare bene le necessità, innanzitutto andando a collocare territorialmente gli interventi. È scontato che dobbiamo privilegiare le aree rurali della Regione, ma questo non vuol dire che dimenticheremo le altre aree e che qualcuno può dormire sonni tranquilli pensando a risorse garantite. Non sarà ovviamente così. Non ci abbandoneremo a sperimentalismi avventurosi, ma nel rispetto dei regolamenti selezioneremo i soggetti che ci daranno garanzie di capacità gestionale e interverremo rispetto ai bisogni reali, ma a fronte di progetti integrati e ben strutturati, condivisi nel territorio con ragionevoli e mirati obiettivi di efficienza ed efficacia. In questi mesi dovremo affrontare col partenariato tanti temi cruciali su questa priorità 6 e non solo circa le risorse complessivamente destinate nel contesto del PSR. Cito solo alcune questioni che sono in discussione anche nell'accordo di partenariato a livello nazionale. Il modello di governance innanzitutto a livello regionale e a livello locale, cioè come riteniamo debbono essere organizzati i GAL, come invece ci organizzeremo noi a livello regionale. Quali fondi nel quadro strategico comunitario contribuiranno allo sviluppo locale, partecipativo a livello regionale, quindi FESR, FS e CTE, e comunque come andremo a integrare almeno le risorse, i partenariati e i progetti di gruppi di azione locale agricoli FESR con quelli della pesca, perché ovviamente bisogna oggi incrociare tutti i fondi, compreso anche quello della pesca e il FEAMP. Come andremo a scegliere questi partenariati, come valuteremo la composizione del partenariato, quali garanzie di capacità amministrative chiederemo a questi soggetti, come potremo orientare i gruppi verso buoni progetti realistici, utili al territorio, come riusciremo a evitare i localismi, l'accaparramento di risorse da parte di lobby e soggetti già consolidati che in realtà non avrebbero bisogno di ulteriori finanziamenti, domande cruciali alle quali ovviamente dovremo saper dare insieme una risposta. Ovviamente ringrazio il team di dirigenti e funzionari regionali di tutte le strutture del primario, i ricercatori del centro interpartimentale Giorgio Lago dell'Università di Padova, coordinati dalla professoressa Patrizia Messina, e i valutatori dell'Agriconsulting, per l'apporto di riflessione e di analisi che stanno sviluppando e che oggi ci illustreranno. Sono convinto che questo PSR rappresenta per la Regione e per tutto il partenariato una sfida a partire dal modello di relazione e di partecipazione che abbiamo proposto e per questo sollecito un ampio confronto e i vostri contributi sui temi della buona programmazione, partendo innanzitutto da questa giornata di analisi e di individuazione dei fabbisogni. Per questo che formulo a tutti l'augurio di un buon lavoro. Ecco, io credo che questo sia l'ultimo delle sessioni, non meno importante degli altri. Ovviamente questo con l'esperienza che abbiamo acquisito nell'ultima programmazione rispetto alla gestione delle risorse locali indirizzate a livello locale, la gestione che di queste risorse hanno fatto alcuni strumenti come i GAL, penso che oggi ci sia una riflessione più importante e più emergente perché l'efficacia dell'utilizzo di queste risorse sarà determinante anche per la programmazione futura. Facciamo di necessità virtù, cioè di poche risorse, quello che possiamo fare nella prossima programmazione, sapendo ovviamente che nella crisi economica attuale tutte le risorse che abbiamo a disposizione devono essere spese nel miglior modo possibile e per dare più efficacia possibile allo sviluppo del territorio e delle nostre aziende. Quindi vi auguro veramente un buon lavoro e
Passo la parola a te, Walter. Un ringraziamento a tutti voi per quello che fate anche in questa ultima sessione. Grazie a tutti. Bene, allora buongiorno a tutti. Abbiamo sentito quanto è complessa la giornata di oggi e quanto sono ampi e articolati i temi su cui dovremmo riflettere. Volevo confermare, come per le volte precedenti, che ormai questa modalità di lavorare che abbiamo assunto e confermato quest'anno, utilizzando molto le nuove tecnologie, ci consentono di confermarvi che oltre alle presenze odierne, anche nel precedente incontro del 25 abbiamo avuto oltre 200 accessi allo streaming, per cui questo ovviamente ci consolida anche rispetto alla ricaduta che hanno questi incontri. La frequenza ormai è abbastanza consolidata rispetto a questi numeri, e quindi fra l'accesso allo streaming e quella che sarà la consultazione online che vi proponiamo, al partenariato, chiaramente stiamo andando verso un modo di lavorare che ci richiede anche forse qualche sforzo iniziale in più, ma che dovrebbe produrre dei frutti assolutamente utili per tutti quanti. Rapidamente la giornata, ormai il format lo conosciamo, questo è l'ultimo incontro di questa diciamo fase, cioè della fase dell'analisi e della rilevazione dei fabbisogni. Quindi dopo l'introduzione ai lavori dell'assessore Franco Manzato avremo gli interventi introduttivi per delineare come sono avvenuti, come stanno avvenendo i lavori rispetto a questo processo. Quindi da parte mia vi sarà una breve presentazione sulle modalità organizzative seguite, l'inquadramento un po' della priorità. Avremo la solita nostra pillola informativa che ci richiama alcuni elementi fondamentali della priorità 6 e l'intervento essenziale del valutatore Agriconsulting dell'attuale programma di sviluppo rurale, che ci porterà alcuni elementi di base su quelli che sono stati i risultati, i successi e le lezioni del PSR attuale, che sono un punto di partenza fondamentale anche per programmare il futuro. Poi avremo il momento centrale della giornata a cura dell'Università di Padova, del Centro Interdipartimentale Ricerca e Servizi Giorgio Lago, rappresentato dalla professoressa Messina e dal suo staff, che ha lavorato sull'analisi e sulla rilevazione dei fabbisogni. E per concludere il momento col partenariato, cioè un ulteriore passo in avanti sulla modalità operative che stiamo proponendo per questo scambio, questo confronto con tutte le parti interessate dalla nuova programmazione e le eventuali osservazioni che già possono essere rilevate oggi, per arrivare poi alle conclusioni della giornata e un po' alla sintesi di questa parte di lavoro di oggi e di questa prima fase, che poi avrà ovviamente una seconda fase a partire da settembre. Quindi direi che se possiamo accedere alla presentazione. Molto velocemente. Allora, che cosa si sta facendo su priorità 6? Come abbiamo visto già nelle volte precedenti, questo è il nostro grande quadro di riferimento, no? Quelli che sono Europa 2020, gli obiettivi tematici del regolamento comune e le priorità evidenziate in questo caso per il FEASR, che sono direttamente connesse in questo grande quadro che l'Unione Europea sta organizzando per il futuro dei Paesi membri. Quindi le cose di cui oggi noi siamo chiamati, che oggi siamo chiamati ad affrontare, hanno attinenza anche con gli obiettivi tematici che riguardano l'occupazione e la mobilità del lavoro, con l'inclusione sociale, la lotta alla povertà, con l'istruzione, le competenze e la formazione, cioè gli obiettivi tematici 8, 9 e 10 del regolamento generale. Questo per avere sempre sotto gli occhi questa necessità di integrazione, di complementarietà che ci è richiesta e che non dobbiamo assolutamente non solo dimenticare, ma che dobbiamo anche alimentare e animare in maniera consapevole e da parte di tutti.
Il richiamo quindi al regolamento che ci invita, ed è più che un invito, ad applicare la complementarietà in tutte le fasi della programmazione. Abbiamo già visto che la Regione da questo punto di vista si è già predisposta anche dal punto di vista formale con una delibera recente del marzo 2013 per realizzare la programmazione regionale unitaria con un assetto, compiti, strumenti e modalità operative definite. Chiaramente questa è una sfida non da poco perché intercetta un'organizzazione, intercetta una articolazione anche delle competenze politiche, quindi è uno sforzo che viene richiesto a tutti i livelli, sia dell'amministrazione che appunto della Giunta del Consiglio, e su questo ovviamente tutti stiamo lavorando per fare in modo che anzitutto, come stiamo facendo al nostro interno verso il partenariato, ci sia una base informativa condivisa e comune, in modo tale che poi si possa discorrere, ragionare, riflettere, avendo chiari quali sono i veri punti importanti di queste questioni che stiamo affrontando e, per quanto ci riguarda, in particolare delle 6 priorità. Quindi l'organigramma su cui ormai stiamo lavorando da mesi, questo è rappresentato quello che riguarda il settore primario, quindi a partire dal forum PAC 2020 che già ha coinvolto il partenariato ai livelli, diciamo, essenziali. Al nostro interno è stata costituita una rete come per il passato, ma molto più strutturata e formalizzata, si chiama Rete SR 2020 e sta già operando da circa 7 mesi, sulla quale quindi che rappresenta anche un punto di riferimento importante proprio anche nello scambio di informazioni e di costruzione nei confronti del partenariato, costituita da responsabili di priorità e referenti di focus area, quindi con un'articolazione adeguata allo sforzo che viene richiesto. Velocemente abbiamo già visto, l'assessore ha già fatto riferimento alle cose di cui parliamo oggi. È un arco di aspetti abbastanza complesso, soprattutto perché oltre alla diversificazione, allo sviluppo di piccole imprese e l'occupazione, che è il grande tema poi verso cui tende questa priorità, cioè se noi guardiamo anche agli indicatori di contesto che la Commissione propone per le varie priorità e per le focus area, l'occupazione deve essere per noi l'obiettivo fondamentale anche di questa, o soprattutto di questa priorità. La focus area B, che parla di sviluppo locale, chiaramente diventa ancora più complessa, perché il sviluppo locale intercetta tutta una serie di tematiche, di aspetti e di modalità. Lo sviluppo locale è uno strumento, è una modalità operativa, dobbiamo tener conto anche di questo, cioè di farlo lavorare per quello che rappresenta e che non è un fine ma è un mezzo, uno strumento. Forse questa è una cosa che dobbiamo avere molto chiara. La terza focus è molto diretta, molto tecnica e molto importante, cioè sono le nuove tecnologie di informazione e comunicazione. Tutto questo va ad incrociare con gli obiettivi generali della crescita inclusiva previsti appunto da Europa 2020. Per quanto riguarda lo sviluppo locale, il leader, i richiami del regolamento sono distribuiti anche a livello di regolamento generale, oltre che di regolamento sullo sviluppo rurale. Abbiamo richiamato qui alcuni indicatori target perché, ripeto, oltre a quello che ci dicono i regolamenti, gli articoli specifici del regolamento, è importante, su questo stiamo lavorando anche a livello di analisi, avere chiaro quali saranno poi i parametri, gli obiettivi puntuali che la Commissione ci chiederà rispetto a questa priorità. Per quanto riguarda il leader, il regolamento prevede dall'articolo 42, 43, 44 e 45 i riferimenti puntuali a che cosa viene previsto per il leader, in che cosa consiste.
Lo stesso dicasi per il regolamento di disposizioni comuni, come dicevo, cioè lo sviluppo locale è previsto già a livello di regolamento comune, ovvero quel regolamento che indirizza tutti i fondi del quadro comunitario di sostegno, quindi anche il FESR, l'FSE, il Fondo per la pesca, il Fondo per gli affari marittimi e la pesca. Tanto è vero che abbiamo 4 articoli anche in quel regolamento che danno la prospettiva generale su cui si basa lo sviluppo locale di tipo partecipativo. Il position paper a sua volta, che è quel documento che la Commissione ha elaborato a fine 2012 per dare le indicazioni strategiche rispetto all'applicazione italiana dei regolamenti, ha dei richiami puntuali anche su questi aspetti. Il CLLD, che è la sigla con cui ormai viene diffuso e trasferito il concetto dello sviluppo locale, è un aspetto molto presente, a cui viene data molta attenzione a livello di programmazione generale. Ecco, è molto complesso il quadro su cui si sta lavorando, questo è poi la conferma anche per questa priorità. Per quanto ci riguarda, a partire dall'agenda regionale delle priorità strategiche e passando attraverso i documenti chiave, in questo caso per quanto riguarda per esempio le iniziative Faro, che sono quegli strumenti attuativi di Europa 2020, alcuni riferimenti importanti sono la piattaforma europea contro la povertà, piuttosto che le nuove competenze e posti di lavoro sono dei riferimenti su aspetti centrali di questa priorità. Position paper, regolamento di disposizioni comuni, il quadro strategico comune, il regolamento FEASR. Oggi abbiamo Elements, che è gli elementi di programmazione strategica con cui ci vengono date indicazioni su come deve essere strutturato il PSR, oltre che a livello nazionale il documento Barca e l'accordo di partenariato. Questi sono gli strumenti essenziali su cui deve appoggiare qualsiasi considerazione anche per quanto riguarda questa priorità. Ecco, noi quindi siamo nella fase di avvio ma strategica verso la proposizione della strategia che avverrà nei mesi di settembre-ottobre, ma questa è la base su cui poggeremo tutte le nostre valutazioni successive. Quadro dei referenti ormai è abbastanza noto, quindi sappiate che esistono il coordinatore di priorità e il suo vicario, un referente per ogni focus area, degli esperti di priorità e l'autorità di gestione che comunque fa da coordinamento tutto ciò, in stretta connessione con l'unità di lavoro che sta portando avanti l'analisi. Questo è un riepilogo di tutto quanto si sta facendo in questo periodo, è inutile andare a verificare nel dettaglio, noi siamo in quel riquadro rosso in questo momento, tutto quanto è stato fatto prima e tutto quanto avverrà dopo. La prossima scadenza sarà per settembre, quando dopo aver raccolto le osservazioni del partenariato riusciremo ad avere il rapporto di analisi, cioè quella proposta tecnica che oggi viene presentata, riusciremo ad averla completata, quantomeno completata per quanto più possibile, per poter sostenere poi l'elaborazione anche della strategia. Il percorso è ancora complesso, però abbiamo già realizzato questa prima fase. Ora è importante, anche se purtroppo il periodo non è tra i più felici, agosto e settembre, che i solleciti che stiamo cercando di mandare al partenariato, a questi solleciti conseguano tutti i contributi possibili. Avremo dopo in conclusione anche una breve presentazione tecnica di come possono essere fatte le osservazioni. Non dobbiamo aver timore di strumenti nuovi o di modalità nuove, è l'unica maniera che ci possa consentire di utilizzarle davvero quelle osservazioni, perché diversamente il rischio è che poi sia difficile accoglierle, valutarle e condividerle con tutto questo grande quadro operativo che vi stiamo presentando, per cui vi preghiamo davvero di fare attenzione, di chiedere tutte le informazioni necessarie e di non avere alcuna remora rispetto all'accesso a questo sistema. Vi ricordo peraltro che in questi giorni, in questo mese, la Regione ha dato attuazione anche a norme nazionali
sullo scambio di informazioni, per cui comunque qualsiasi nota che arriva ufficialmente alla Regione deve avvenire tramite PEC. Noi non accettiamo più alcuna nota che venga inoltrata diversamente, quindi lo rilevo anche in questa fase, perché qualsiasi altra formula propositiva almeno deve tener conto di questo, cioè le comunicazioni alla Regione passano esclusivamente tramite PEC. Io direi che possiamo passare alla presentazione della nostra pillola informativa su priorità 6 per cercare di inquadrare gli aspetti dal punto di vista diciamo, del quadro costituito dall'Unione Europea, in modo da avere queste basi comuni su cui poi recepire gli input che ci verranno dati dal gruppo di lavoro sull'analisi. Oggi parliamo di un tema molto specifico che è l'inclusione sociale. Inclusione o integrazione sociale sono sinonimi. Allora, che cos'è l'inclusione sociale? È un processo che garantisce a chi è a rischio di povertà, e ci sono dei parametri per stabilire chi è a rischio di povertà, o a chi è a rischio di emarginazione sociale, e ci sono dei parametri per stabilire chi è a rischio di emarginazione sociale, di fruire di opportunità, di risorse necessarie per partecipare pienamente alla vita economica, alla vita sociale, culturale, e di avere un tenore di vita e di benessere che viene considerato normale nell'ambiente e nella società in cui vivono. Attenzione che per promuovere questo processo di inclusione sociale ci sono politiche invece che possono avere un ruolo fondamentale. Ad esempio la politica di sviluppo rurale. C'è una priorità che è la priorità 6, che dice che il FEASR si adopera per questi obiettivi: inclusione sociale, riduzione della povertà, sviluppo economico, e queste cose in alcune zone, con un approccio quindi territoriale che poi approfondiremo, attraverso interventi in 3 ambiti ben precisi. Il primo è favorire la diversificazione, creazione e sviluppo di piccole imprese e occupazione. Li chiamiamo interventi di inclusione sociale attiva. Quindi sono interventi di lotta alla povertà che si basano sul fatto che nelle aree rurali ci possono essere opportunità diverse dall'attività agricola, si possono creare imprese, si può puntare sulle persone, sulla capacità di intraprendere. Il secondo aspetto è stimolare lo sviluppo economico locale nelle zone rurali. Tutti voi penserete, e fate bene, ad esempio al programma LEADER, penserete ai GAL, allo sviluppo locale. Non pensate solo a questo, pensate ad esempio, ed è un tema che rientra qui dentro, alle filiere corte. Il terzo elemento è un elemento che viene considerato oggi determinante quanto lo era 50 anni fa avere la corrente elettrica, ed è internet, perché il collegamento ad internet significa accedere ai servizi, significa partecipare, significa essere parte dell'economia, quindi l'inclusione digitale è la terza componente dell'intervento del FEASR nell'ambito, cioè garantire a tutti la pari opportunità di accedere a strumenti che oggi sono sempre più importanti. E guardate quali sono i 3 obiettivi tematici che riguardano il tema inclusione, la priorità crescita inclusiva. Sono le 3 dimensioni di Europa 2020: l'occupazione, inclusione sociale e lotta alla povertà, è il secondo obiettivo sociale, e l'istruzione e l'apprendimento permanente. Quindi vedete che 3 obiettivi sociali della grande strategia, 3 grandi programmi di riforme, 3 pacchetti sull'istruzione, l'occupazione e la povertà, con varie misure anche concrete fatte a livello europeo e a livello nazionale. Per quanto riguarda lo sviluppo rurale, voi sapete che non dimenticate l'articolo 4, dove ci sono 3 grandi obiettivi senza i quali non riusciamo a capire le priorità e le misure. L'obiettivo che corrisponde alla strategia europea per la crescita inclusiva è
uno sviluppo territoriale equilibrato delle zone rurali. Occorre chiedersi che cos'è lo sviluppo territoriale equilibrato. Sono l'occupazione rurale, il tessuto sociale nelle zone rurali, migliorare l'economia rurale e promuovere la diversificazione per consentire agli attori locali di esprimere appieno il loro potenziale e fare un uso ottimale di altre risorse locali, favorire la diversità strutturale dei sistemi agricoli, migliorare le condizioni per piccole aziende e sviluppare mercati locali. Che cosa si intende per sviluppo locale a livello europeo? Si intende una serie di interventi coerenti, rispondenti a obiettivi e bisogni locali, finalizzati ad attuare la strategia Europa 2020. Quindi le strategie di sviluppo locale sono strumenti di partecipazione delle comunità locali a un grande progetto europeo che è Europa 2020. Partiamo da questo presupposto, per cui il regolamento ombrello stabilisce chi fa che cosa. Il regolamento nel quadro strategico comune spiega quali sono le aree e che cosa sono, qual è l'impostazione strategica. Il contratto di partenariato stabilisce come l'Italia attuerà questo approccio. I programmi operativi FESR, FSE e FEAMP, c'è un capitolo, sezione 9, si intitola un bel titolo, coordinamento, in cui dice: e voi come vi coordinate con gli altri fondi e che contributo date all'approccio territoriale del contratto di partenariato dell'Unione Europea? Quali sono le zone in cui intervenite? Non solo. Quali sono i criteri con cui selezionate le strategie di sviluppo locale? Quali sono le città in cui intervenite? Il programma di sviluppo rurale, sezione un po' a parte, vi chiede: ditemi le zone rurali, ditemi come fate, perché per voi è obbligatorio selezionare i nuovi criteri di selezione dei progetti, delle strategie, e ditemi come mi coordinate i 3 strumenti che voi avete per lo sviluppo locale, che sono lo sviluppo locale leader, ma sono anche la misura cooperazione, che ha un approccio territoriale che potrebbe essere usato per lo sviluppo locale, e sono anche, che non è obbligatorio, è anche la misura servizi di base. Dunque, sviluppo locale di tipo partecipativo. Articolo 28 vi dice: ho 4 requisiti: territori dai 10 ai 150.000 abitanti, quindi organismi pubblico-privati. Terzo aspetto, strategie di sviluppo locale, un pacchetto di interventi coordinati che si basino su bisogni, vi dicendo. Bene, ecco, questo era un estratto di 2 seminari che sono stati svolti circa 2 mesi fa, proprio nella fase di avvio della preparazione dei lavori che stiamo conducendo. Come per le altre volte abbiamo tentato di estrarvi gli elementi essenziali in modo che in soli 7 minuti si potesse avere un'ulteriore fissazione di quelli che sono i riferimenti base. Mi auguro che questo tentativo di utilizzare lo stesso strumento per tutti noi sia apprezzato proprio per questa intenzione, cioè di avere le basi davvero univoche su cui lavorare, da cui partire. Allora, visto che abbiamo forse un po' recuperato i tempi del ritardo, io direi di passare immediatamente alla presentazione di quelli che sono stati i risultati o di quelli che stanno emergendo come risultati del PSR attuale, soprattutto sulla base della relazione del rapporto intermedio di valutazione Agri Consulting, Cinzia De Santis e Fabrizio Tenna. Buongiorno, io sono appunto Cinzia De Sanctis. Vi parlerò dei risultati della valutazione delle misure dell'asse terzo
Perché? Allora, è stata fatta già una presentazione molto interessante della priorità 6, delle focus area che corrispondono, che contribuiscono alla priorità 6. Quello che noi abbiamo cercato di fare è trovare il collegamento tra quello che è questa attuale programmazione con la priorità 6 e con le focus area della priorità 6. Il collegamento che viene più evidente e più immediato è quello delle misure dell'asse terzo, che ha la focus area 6A, cioè quella di favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di nuove imprese e occupazione, ma anche poi lo sviluppo del territorio in senso lato e l'inclusione delle fasce anche più deboli. Asse terzo che e per quanto poi è stato già detto anche lo sviluppo locale con quello che è stato l'approccio leader e anche la progettazione integrata di area. Io appunto sentendo la presentazione prima così di ampio respiro riporto l'attenzione sugli interventi, sulle misure, su quello che è stato la valutazione, su quello che la valutazione ha potuto vedere fino ad oggi nel programma attuale, in particolare nell'asse terzo. Allora, asse terzo che aveva due grandi obiettivi prioritari: da una parte migliorare e creare occupazione e integrare anche reddito e occupazione, dall'altra però anche migliorare l'attrattività dei territori, quindi da una parte agire sulle imprese agricole e non agricole, dall'altra agire sul territorio, sulle condizioni che favoriscono la permanenza della popolazione, quindi servizi, inclusione dei soggetti e anche delle imprese che possono avere un tessuto e un territorio maggiormente servito. Per fare questo c'erano sei misure, appunto due, io le ho riepilogate perché non so se tutti se le ricordano, la misura 3.11 e la misura 3.12 che diciamo favoriscono a sostegno delle imprese agricole e non agricole per obiettivi di occupazione, di reddito, ma sostanzialmente di rafforzamento imprenditoriale. La misura 313 che nel regolamento era, diciamo, atteneva all'obiettivo della diversificazione economica, ma che in realtà lo è, ma poi nella Regione Veneto è stata declinata in termini più territoriali, quindi non sono interventi diretti su imprese turistiche, ma interventi gestiti a livello territoriale, quindi da soggetti pubblici, associazioni, per il rafforzamento del turismo a livello territoriale. E le due misure 321 servizi all'economia e alla popolazione e 323 sulla tutela del patrimonio rurale, quindi un pacchetto di misure che in qualche modo rafforza il territorio da diversi punti di vista, e di questo rafforzamento del territorio si possono giovare le popolazioni rurali ma anche le imprese. Ultima, una misura di formazione molto importante per l'acquisizione delle competenze degli operatori che poi devono in qualche modo lavorare e sviluppare le economie locali. A questi obiettivi così ampi erano stati dedicati il 13% delle risorse del PSR tra le risorse dell'asse 3 e le risorse dell'asse 4. Alcuni elementi importanti dell'attuazione del nel PSR Veneto. Da una parte ha avuto ben presente la Regione l'approccio progettuale, cioè gran parte di questi obiettivi sono stati concretizzati attraverso l'approccio leader che ha nelle misure dell'asse terzo la sua parte principale, e anche attraverso i progetti integrati di area, cioè quindi ha avuto presente, seppur con difficoltà, e poi magari il mio collega ne parlerà più diffusamente, questo importante concetto, cioè lavorare per progetti e non semplicemente per misure così frazionate.
E quindi però diciamo nella slide vedete ci sono le misure, poi i soggetti che hanno attuato le misure, la Regione ha lavorato fin quando poi, emettendo bandi eccetera, fin quando poi non sono stati selezionati i PR e i PSL. A quel punto l'attuazione è stata effettuata da questi soggetti. Come vedete nelle altre due colonne grigie ci sono i PSL, quali PSL hanno previsto e quali PR hanno previsto le misure nei propri programmi e a che punto e quelli che al momento le hanno attivate. Altra cosa importante che è stata richiamata anche prima è quello dell'approccio territoriale. Nell'attuale programmazione sono state selezionate le aree rurali a diverso livello di grado di ruralità. Le aree rurali in Veneto hanno un'ampia estensione, vedete nella figura di sinistra, non so come la vedete, più grande, in marrone le aree rurali più marginali, con problemi complessivi di sviluppo che sostanzialmente corrispondono all'area montana, infatti anche così puntinata, e le aree intermedie sono quelle verdi che comprendono anche la provincia di Rovigo, e poi quella ampia territorio rurale urbanizzato, più o meno urbanizzato. Questo approccio territoriale ha guidato la selezione dei progetti, la realizzazione delle iniziative e coerentemente alla programmazione, diciamo, gli interventi imprenditoriali che miravano alla creazione di opportunità occupazionali e reddituali, per intenderci la misura 311-312, hanno diffusamente interessato l'area rurale, mentre gli interventi finalizzati alla crescita dell'attrattività sono stati orientati maggiormente verso le aree più bisognose, quindi c'era una serie di criteri e di limitazioni, per cui addirittura alcuni interventi potevano andare soltanto su comuni con dei limiti di popolazione, quindi vedete palline più grosse e concentrazione maggiore di iniziative nelle aree montane o nelle aree rurali più bisognose. Altro elemento, una cosa che prima di parlare poi più delle misure e dei risultati della valutazione, per quanto riguarda l'asse terzo e l'asse terzo, noi abbiamo consegnato un rapporto di valutazione aggiornato al 31 dicembre 2012, però utilizzando dati al 30 giugno 2012. Le misure dell'asse terzo erano rispetto al resto del programma un po' più diciamo in ritardo, nel senso che hanno risentito dell'attuazione, cioè il fatto di essere poi attuate con approccio leader, quindi tempi più lunghi dell'attuazione. Quindi abbiamo avuto pochi interventi conclusi, specialmente per quanto riguarda le misure dell'attrattività, quindi molti risultati potenziali, e nel caso delle misure imprenditoriali interventi appena conclusi o conclusi da poco, quindi non sufficientemente, non così consolidati da poter dire questo risultato è stato acquisito e l'intervento è sostenibile. Quindi abbiamo dei risultati ancora in parte così da verificare o da conquistare, ancora da verificare. Comunque rispetto all'avanzamento del 30 giugno sottolineiamo che c'è stata poi entro la fine del 2012 una forte accelerazione attuativa. Nel grafico vedete le misure che hanno avuto maggiore risorse programmate, la barra arancione, quindi sono la misura 311, la misura 312 in realtà ha una capienza finanziaria molto piccola, le misure dell'attrattività, e la barra rossa ne rappresenta l'avanzamento in termini di risorse impegnate. In definitiva, volendo sintetizzare quello che ho in questa slide, noi quindi abbiamo lavorato sui due obiettivi, l'obiettivo attrattività e l'obiettivo occupazione. Da una parte avevamo nell'obiettivo attrattività pochi interventi conclusi, abbiamo visto gli effetti potenziali sul territorio, abbiamo lavorato essenzialmente facendo casi di studio territoriali, coinvolgendo soggetti dai GAL, ma anche altri soggetti del territorio, che fossero dagli imprenditori alle rappresentanze di categoria, ai sindaci, agli amministratori, facendo diversi approfondimenti in alcune aree con particolare concentrazione di interventi al momento in cui abbiamo operato.
e quali sono i risultati? Ovviamente complessivamente c'è una percezione positiva della popolazione, degli stakeholder rispetto all'intervento del PSR, perché sono comunque finanziamenti e interventi che vanno a risolvere, affrontare alcuni problemi nel territorio, però è ben chiaro anche adesso ai soggetti che hanno partecipato con noi alla valutazione che le risorse sono poche, i problemi sono tanti e che tutto può essere enfatizzato e rafforzato quando si ricerca la sinergia, quando si ricerca un approccio tematico, quindi quando si lavora sul turismo ma in maniera integrata, operando sulle imprese, sulla formazione, sul territorio, quindi quando c'è un progetto che guida. Quando si riescono anche a far confluire diverse fonti di finanziamento, quando attraverso, appunto, come dicevo prima, criteri e priorità o strumenti si riesce a cercare una vera integrazione, allora in qualche modo il progetto riesce a essere solido. Per quanto riguarda invece l'obiettivo dell'occupazione e integrazione del reddito, abbiamo verificato attraverso delle indagini dirette su campioni di beneficiari che avevano finito gli interventi, vi ho detto non da molto, gli effetti reddituali e occupazionali, che sono complessivamente effetti positivi, però anche diversificati rispetto al tipo di intervento che è stato fatto, con il positivo coinvolgimento di giovani e donne, però ci sono probabilmente degli effetti di sostenibilità degli interventi che ancora non abbiamo potuto verificare, perché siamo entrati in un momento molto vicino alla conclusione degli interventi abbiamo fatto anche alcune raccomandazioni rispetto alla tipologia di intervento finanziato che rischia di essere sempre molto simile a se stesso, cioè molto tradizionale, sull'agriturismo, sulle imprese artigiane che migliorano la loro dotazione, che sono interventi per carità assolutamente funzionali e importanti, ma con dei limiti forse poi di sostenibilità futura. Allora, la misura 311 forse ci siamo a lungo domandati se dovesse essere inclusa nella priorità 6, perché in realtà poi diventa una misura che va nell'obiettivo più ampio della competitività, però molto velocemente abbiamo deciso di parlarne, perché è una misura molto importante in questa programmazione. Ci sono 42 milioni di euro programmati e anche un buon successo in termini di adesione di progetti finanziati. Prevalgono iniziative, c'era un'offerta che andava su agriturismo, agricoltura sociale, energia. Al momento della nostra valutazione, perché poi è cresciuta anche la partecipazione per esempio delle energie eccetera, il grosso delle iniziative era rappresentato dall'agriturismo, quindi da una diversificazione di tipo più tradizionale. Le fattorie didattiche, le fattorie sociali sono state meno numerose come soggetti che hanno partecipato, ma sicuramente un intervento molto interessante e molto innovativo rispetto al territorio, alle funzioni che possono avere questi soggetti proprio anche nella tessitura proprio del territorio rurale. Importante presenza di beneficiari donne e di beneficiari giovani tra i beneficiari della diversificazione, mentre dal punto di vista territoriale, al di là del fatto che non fosse strettamente ricercata la concentrazione nell'area D, vi ricordate la figura di prima con le palline sparse su tutto il territorio, in realtà dalle aree D è venuta, dalle aree più marginali è venuta nonostante la priorità, una maggiore difficoltà a esprimere domanda. E quindi forse questo fa riflettere se in che modo deve essere in qualche modo animato il territorio rurale rispetto a queste opportunità, le aree più marginali. Per quanto riguarda le indagini, i risultati delle indagini, siamo andati su un campione di 44 aziende che avevano interventi conclusi. In gran parte queste aziende avevano fatto agriturismo e in gran parte avevano generato nuovi posti letto, realizzato nuovi posti letto. Questi nuovi posti letto sicuramente hanno un effetto positivo in termini di anche incremento di risorse turistiche che sono state quantificate, però continuano a essere stagionali
sociali e continuano comunque ad avere un tasso di utilizzazione non elevatissimo, anche in contrazione, e questo ci fa riflettere sulla possibilità di cioè se sia giusto o meno continuare a sostenere gli agriturismi e essenzialmente la creazione di nuovi posti letto. Gli interventi energetici erano quasi tutti esclusivamente finalizzati all'installazione di pannelli fotovoltaici ed erano anche pochi nel campione indagato, perché ripeto era in una fase più iniziale dell'intervento. Comunque i risultati sono positivi, vedete nelle ultime due barrette c'è, diciamo, mediamente, mettendo insieme tutti i soggetti che sono stati intervistati, c'è un valore aggiunto di circa 35.000 euro ad azienda, di cui il 27.000 per attività di diversificazione. Quindi l'effetto è comunque positivo. E le barrette precedenti evidenziano che ovviamente l'effetto principale in termini reddituali si ha nei nuovi agriturismi, che prima non esistevano, e quindi adesso c'è tutta questa parte di diversificazione, sicuramente crea un effetto maggiore rispetto agli agriturismi esistenti. Complessivamente, insomma, c'è un effetto positivo, però quello che dicevo prima, sugli agriturismi c'è il problema di posti letto che poi restano sottoutilizzati, e quindi bisogna vedere quanto sia poi sostenibile questa attività. Per quanto riguarda l'occupazione, che poi è l'obiettivo della priorità 6, anche qui c'è un effetto positivo, cioè è stata rilevata creazione di nuova occupazione, essenzialmente maturata nei nuovi agriturismi. Mentre gli altri due tipi di diversificazione, da una parte l'agricoltura sociale è una tipologia di intervento molto intensivo dal punto di vista occupazionale, quindi con un effetto sicuramente positivo e forte, meno invece sicuramente quello che è l'energia come in termini occupazionali. Effetti di nuova occupazione, c'è occupazione giovanile, c'è occupazione femminile, però c'è occupazione di scarso livello qualitativo. Cioè noi occupiamo le donne, però le occupiamo a fare le pulizie, quindi tutto sommato è un obiettivo, ma un obiettivo dobbiamo forse cercare delle forme, perché questo l'agricoltura sociale è sicuramente molto più qualificata l'occupazione che si crea rispetto a quella più tradizionale dell'agriturismo. Comunque i soggetti intervistati hanno dei livelli elevati, discreti livelli formativi, sia come formazione di base che poi come formazione acquisita successivamente. Devo dire che anche i soggetti che ho incontrato nei tavoli, per esempio nella comunità ad Asiago, i soggetti imprenditoriali, gli imprenditori che erano al tavolo, diciamo, abbiamo fatto tutti i corsi possibili e immaginabili, dall'inglese all'accoglienza, insomma, erano soggetti molto formati, che sottolineano molto anche la necessità di formarsi ancora, anche se nei soggetti intervistati questa propensione a continuare a sviluppare, a formarsi era non tanto presente. Per quanto riguarda la misura 312, io mi sa che mi devo sbrigare. Per quanto riguarda la misura 312, questa diciamo sul sostegno alle microimprese non agricole. Allora, ovviamente è una misura molto più piccola, abbiamo visto prima la barrettina, erano 6,5 milioni di euro programmati e 76 progetti finanziati, quindi su un territorio come la Regione Veneto, anche se ci riferiamo soltanto alle aree rurali, ovviamente una goccia nel mare. E una gran parte dei beneficiari erano imprese già esistenti. Dove siamo andati dove ha operato il PSR? Essenzialmente su imprese agricole, imprese turistiche, in parte sono anche nuove microimprese che vanno quindi a lavorare sul bed and breakfast, case vacanze, quindi altri soggetti sempre legati alla valorizzazione turistica del territorio. Una parte sono imprese artigianali che già esistevano, in parte imprese artigianali legate alla lavorazione del legno in continuità con l'intervento del vecchio PSR 2000-2006, e poi anche microimprese che operano nei servizi e nelle energie.
In questo caso abbiamo una discreta presenza di soggetti, di progetti anche nell'area D, ma anche perché c'erano tutte le imprese di lavorazione del legno. Il campione indagato era 16 microimprese. Anche in questo caso abbiamo positivi effetti di incremento di valore aggiunto di circa 24.000 euro per azienda, anche se con effetti diversi a seconda della tipologia di intervento realizzato. Devo dire che anche in questo caso il fatto che fossero interventi appena realizzati sicuramente rende il risultato rilevato da verificare nuovamente. Diciamo, l'intervento principale è stato quello delle aziende artigianali che si sono innovate, diciamo, acquistando nuovi macchinari che servono per magari fare nuove tecnologie di produzione del legno e che ovviamente insomma, questo determina degli effetti in termini di valore aggiunto modesti. Le imprese sono quasi tutte, continuano a lavorare su un livello, ad avere come riferimento il mercato locale, però invece nel campione ci sono anche imprese che stanno evolvendosi, quindi stanno allargando il proprio mercato, e secondo me questi sono gli effetti che poi al di là dovremo andare a riverificare con interventi più consolidati, quanto queste imprese riescono a uscire dal livello locale e quanto riescono a internazionalizzarsi, e comunque anche quelle che svolgono servizi, voglio dire, dal parrucchiere a piccole imprese locali, hanno comunque un effetto importante in termini di consolidamento del tessuto produttivo nelle aree anche a servizio delle aree più marginali. Per quanto riguarda la creazione di occupazione, anche qui diciamo, i risultati sono forse più in termini di mantenimento di occupazione che non di creazione di occupazione, anche se nelle nuove imprese ovviamente c'è creazione di occupazione, in particolare nelle microimprese di tipo artigianale, addirittura in alcuni casi la creazione di un nuovo macchinario e anche comunque la crisi porta a una riduzione di occupazione, quindi diciamo il mantenimento dei livelli occupazionali riteniamo che sia comunque un effetto molto positivo. C'è da dire che nel proseguo della valutazione, oltre a tornare e a capire meglio come si consolidano questi interventi nel tempo, dovremo vedere che cosa succede nel territorio, quello a cercare l'effetto netto, cioè quindi confrontare le aziende beneficiarie con le aziende non beneficiarie, quindi vedere se in effetti anche mezzo posto di lavoro creato nelle aziende beneficiarie si confronta, diventa un risultato ben diverso quando il resto del territorio perde occupazione o ha risultati economici negativi. Per quanto riguarda le misure dell'obiettivo attrattività, l'incentivazione di attività turistiche, servizi e miglioramento dei villaggi, qui avevamo dei risultati ancora meno, come dicevo prima, ancora più potenziali perché non c'erano interventi conclusi. Questi interventi, per esempio nelle misure dell'incentivazione delle attività turistiche, l'offerta era un'offerta d'ampio raggio perché da una parte agiva sia sulle strutture, quindi itinerari, strutture di accoglienza, ma anche su tutta la parte immateriale, quindi la promozione, l'informazione, l'integrazione dell'offerta turistica. Noi abbiamo cercato di, quando abbiamo fatto la nostra valutazione, siamo andati in un'area che aveva una discreta quantità di progetti finanziati. È una misura che ha sicuramente una discreta capienza finanziaria perché è importante sia nell'asse 4 che nell'asse 3 e nei PR, e quindi c'è anche un obiettivo da parte della Regione, 234 nuove iniziative attese come livello obiettivo. Ovviamente noi quando abbiamo fatto la valutazione ce n'erano solo 71 finanziate e una sola iniziativa conclusa. Che cosa è venuto fuori da questa nostra valutazione con tutti i limiti temporali? Ovviamente nell'area dove abbiamo effettuato l'approfondimento, al di là della soddisfazione generale, no, rispetto all'intervento del PSR, è ben chiaro che ovviamente l'intervento del PSR non può che rappresentare un tassello di un intervento più articolato.
e che quindi è un'azione che necessita di una forte azione di coordinamento. In questo caso la misura era stata attuata dai GAL. Nel caso specifico del GAL Montagna Vicentina la misura era stata attuata con dei bandi, ma altri GAL l'hanno attuato a regia, forse questo ha consentito una maggiore forse integrazione, solidità del progetto. Comunque è una misura che è considerata molto importante. Il 54% degli operatori 311 intervistati ritiene che l'intervento di valorizzazione turistica sia prioritario proprio per le imprese, per portare turisti. Ovviamente fai degli eventi, arrivano delle persone, quindi continuare a sovvenzionare, a lavorare su questo. Però perché sia effettivamente efficace, cercare coordinamento con le iniziative esistenti, lavorare su progetti di taglia ampia, quindi anche questo è stato fatto, diciamo, si è lavorato sul sistema dell'accoglienza, sulla rete dei sentieri, sovvenzionando iniziative già esistenti, andandole a integrare e andandole a migliorare i supporti tecnologici. Per esempio nel sistema degli accoglienza, degli infopoint, sono stati finanziati e migliorati, però mancando la banda larga, cioè questo era in alcune aree montane, è stato rappresentato come un problema di efficienza anche di queste strutture. E altro elemento evidenziato come un difetto è la partecipazione degli operatori, cioè delle imprese che tutto sommato pure si giovano magari di un territorio più infrastrutturato, più qualificato, ma tutto sommato non partecipano, e quindi si denuncia ancora un individualismo sia da parte delle imprese ma anche da parte, direi, dei soggetti pubblici, che si fanno un po', non dico gli affari loro, adesso ho detto così un po' brutale, ma in qualche modo magari portano avanti degli interventi propri senza avere magari presente un progetto complessivo. Addirittura a un certo punto diceva si fanno interventi di valorizzazione e magari lo stesso giorno ci sono due cose che vanno in contrasto anziché andare in sinergia, e qui è proprio necessita il progetto e il coordinamento forte. Altra cosa importante era questa della qualificazione degli operatori, pur se probabilmente sono qualificati. C'era la rappresentante della Conf Commercio che diceva i primi soggetti ad essere a promuovere il territorio sono proprio gli operatori del territorio, quindi una bella vetrina, uno che parla una lingua straniera e che sa trattare il turista è sicuramente il biglietto da visita per il turismo. Dopodiché esistono poi questioni più ampie, che sono quella a livello regionale di individuare nuovi target, nuove strategie regionali che prescindono, diciamo, che ovviamente coinvolgono i territori locali, ma sono una valorizzazione più ampia e più, diciamo, cercare anche target innovativi per la regione, per l'economia regionale, anche se poi mi sembra il turismo in Veneto sia ancora uno degli elementi portanti, insomma. Servizi, anche questa misura aveva 3 offerte essenzialmente. Uno era la banda larga, e su questa era l'azione 2, e dico subito che questa misura, che questa azione è in ritardo e recentemente è stata attivata. Un'azione era realizzazione di impianti per la produzione di energia da biomasse, cioè sostegno ai soggetti pubblici per impiantare impianti di riscaldamento e che utilizzassero biomasse, e anche questa misura, anche questa azione ha avuto poco successo. Quello che noi abbiamo potuto affrontare nel momento in cui abbiamo fatto la valutazione è stata l'azione 1, quella dei servizi sociali, che è un'azione comunque piccola. Abbiamo visto 30 iniziative sostanzialmente finanziate all'epoca, nessuna iniziativa conclusa, un'iniziativa portata avanti dai GAL, un'iniziativa piccola però tutto sommato molto utile, nel senso che noi abbiamo fatto anche un'analisi sulla qualità della vita delle aree rurali e facendo dei tavoli in diverse zone. E una delle
sui servizi c'era sicuramente una considerazione tutto sommato positiva, perché ancora funziona il Servizio Sanitario Nazionale, ancora funziona, ancora c'è un tessuto di servizi, però sempre con una doppia velocità tra le aree più montane, più periferiche, ma anche, voglio dire, anche in pianura. Mi ricordo Rovigo, l'area di Rovigo, una cosa era Adria, una cosa era Porto Tolle, per cui diciamo le zone più periferiche, in esse si percepisce la carenza dei servizi, la maggiore difficoltà, ecco, dei servizi, carenza che poi è un effetto un po' determina anche talvolta l'abbandono delle famiglie, delle aree più marginali, cioè quando non c'è la scuola, quando devo fare i chilometri per portare i bambini all'asilo, io me ne vado perché magari non c'è quella, non c'è pure poco lavoro e perché che ci resta a fare? E quindi gli interventi che sono stati fatti sull'azione dei servizi sono stati pochi, ma tutto sommato piuttosto interessanti, piuttosto interessanti perché sono stati in qualche modo pensati rispetto a un fabbisogno reale che è stato rilevato prima di fare il progetto. Sono stati privilegiati anche progetti a valenza sovracomunale in modo che potessero mettere insieme più comuni per aumentare la ricaduta sul territorio. Sono stati finanziati interventi a sostegno di categorie deboli, anziani, disabili, bambini, trasporto, dopo scuola, cioè proprio per cercare di consentire alle famiglie di stare e di poter anche lavorare. Sono al di là poi dei risultati diciamo, di quanti bambini sono stati poi accolti dalle strutture, bambini magari sono anche pochi in queste strutture, però sono molto importanti anche come questi interventi sono stati realizzati, no? Con quale rapporto tra il fabbisogno, la struttura, il soggetto pubblico e magari le cooperative, le associazioni che in qualche modo gestiscono questi servizi. Ritengo che questo sia qualcosa di importante, non soltanto perché aumenta l'inclusione e favorisce le condizioni per le zone rurali, ma perché favorisce in questi soggetti che operano anche una crescita culturale, una crescita di capacità, sì, anche come dire, una capacità anche di innovare e di capire che cosa serve. E quindi in questo senso ci sono state anche abbiamo visto anche un intervento interessante nel comune di Recoaro in cui c'era una cooperativa sociale e anche una cooperativa agricola che forniva un servizio di pet therapy e questo e si stava ampliando e la parte cominciava a interessare anche i turisti che hanno utilizzato gli asinelli, insomma diciamo sono cose, piccole iniziative che a volte fanno un po' sorridere ma che in realtà vanno prese seriamente perché in zone rurali hanno una loro importanza. E quindi crediamo che questo sia un ambito su cui continuare a intervenire perché il territorio rurale ha anche bisogno di questi soggetti e di queste iniziative che fanno crescere i soggetti che lavorano nei territori rurali. Questo che vi dicevo prima per quanto riguarda la banda larga, sono stati in realtà sono previste 51 tratte, ne sono avviate 22, ne sono collaudate 4. Questa è una slide che mi hanno mandato ieri dalla Regione, quindi che non commento, ma diciamo c'è un avanzamento del 10% rispetto alla misura che è stata prevista. Anche qui altra misura, la 323 sul patrimonio rurale, essenzialmente l'azione 1 sulla tutela e qualificazione del patrimonio rurale. Anche qui l'offerta era un'offerta in qualche modo integrata dalla progettazione a interventi che agiscono sul paesaggio, che interventi che agiscono sul patrimonio fisico, a interventi per la valorizzazione culturale delle aree rurali. Anche qui un fabbisogno di un patrimonio ricco che però necessita manutenzione e anche organizzazione. Ci sono diverse iniziative, progetti finanziati, diverse iniziative concluse. Quello che abbiamo potuto vedere in alcuni casi un elemento importante è la concentrazione su elementi tipici del paesaggio. Per esempio nel caso del Gal Montagna Vicentina c'è stata una serie di interventi sui terrazzamenti del canale Brenta e questo qui è sicuramente un intervento plurimo su un elemento interessante del paesaggio.
Altro elemento importante è la continuità il coordinamento degli interventi, anche in qualche caso la continuità con la programmazione 2000-2006. Abbiamo visto per esempio nel caso del GAL Venezia Orientale, nel comune di Portogruaro, una serie di interventi di recupero del centro storico che sono stati effettuati utilizzando diverse linee di finanziamento. In questo caso il GAL quindi ha funzionato anche per, come agenzia, no, di sviluppo, cercando insomma di coordinare gli interventi sul territorio. Altro elemento importante di coordinamento di continuità con la programmazione 2000-2006 è l'intervento sulle malghe, che è stato sviluppato dalla Regione. Noi abbiamo visto questo tipo di intervento sulle malghe e in qualche modo tra il 2000-2006, il 2007 e il 2013 è stato raggiunto il 40% delle malghe pubbliche, in cui sono stati fatti degli interventi di recupero delle strutture, sia in termini estetici per renderle più gradevoli e fruibili, ma anche in termini di servizi per gli operatori. Altra cosa molto importante, tutela e qualificazione del patrimonio rurale, sicuramente elemento importante, ma è molto importante che sia coordinato con le altre misure, con gli interventi poi di valorizzazione turistica, e quindi poi di fare quello che dicevo prima, lavorare per progetti e quindi diciamo individuare un territorio e agire su diversi elementi. Altra cosa importante, si interviene sui beni. È importante che questi beni poi sono poi valorizzati per la fruizione pubblica, che questa fruizione pubblica sia ben definita, cioè la gestione di questi beni sia ben definita nei progetti, perché poi non restino lettera morta, diciamo in qualche modo, ma coinvolgano, effettivamente forniscano i servizi e coinvolgano soggetti nella fornitura dei servizi, quindi diciamo il collegamento tra soggetti pubblici e soggetti privati, poi per la valorizzazione e l'utilizzo dei beni recuperati. Basta. Ultima, vi avrò anche annoiato perché andrà un po' lunga credo. Ultima misura è quella della formazione. Anche qui non abbiamo fatto quello che dobbiamo fare, quello che è la valutazione delle ricadute, cioè raggiungendo gli operatori economici formati. Per adesso abbiamo semplicemente analizzato l'offerta. L'offerta dice che c'è una buona partecipazione nelle aree più rurali, c'è una grossa offerta di iniziative e di tematiche legate alla diversificazione al turismo, come forte questo tipo di operazione finanziata di domanda da parte del territorio, diversificazione e turismo, un'elevata presenza di giovani e donne tra i soggetti che hanno partecipato ai corsi e che sono stati formati, una presenza di giovani e donne che è molto maggiore della presenza di giovani e donne tra i conduttori agricoli e anche tra i conduttori agrituristici. Quindi in qualche modo il territorio partecipa e ha bisogno di formazione. Questo secondo me è un elemento su cui bisogna riflettere molto e rendere la formazione funzionale alle iniziative che poi verranno sostenute. Io lascio la parola a Fabrizio perché ho parlato troppo. No. Buongiorno a tutti e tutte. Io mi concentrerò più su quella che dovrebbe essere la focus area 6B, sullo sviluppo locale, facendo in qualche modo tesoro delle valutazioni che abbiamo svolto rispetto a quello che è nell'attuale programmazione l'asse 4, l'approccio leader. Cercherò di essere più rapido possibile. Prima di tutto vi volevo offrire, per chi non è dentro la materia, asse 4, quello che è significato l'asse 4 nella regione. Sono stati selezionati 14 gruppi d'azione locale rispetto alla passata programmazione in cui ce n'erano 8, cioè un incremento e quindi una volontà della regione di diffondere il
come dire, il metodo di programmazione dal basso su un territorio più ampio è coperto il 71% circa della superficie regionale. Poi, come vedremo, se a questa quota di superficie regionale viene aggiunta anche quella coperta dai PR rurali, si arriva intorno al 77%, con una concentrazione particolare nelle aree che sono definite nel PSR come aree D e aree C, cioè aree in ritardo di sviluppo e aree intermedie, quindi in aree che dovrebbero avere più problemi di sviluppo. Dal punto di vista della concentrazione delle risorse vi faccio vedere al volo, purtroppo forse da lontano non si vede, però c'è una concentrazione di risorse verso le misure della diversificazione e della qualità della vita dell'asse 3, questo anche perché la Regione aveva previsto che circa l'80%, almeno l'80% delle risorse che i GAL potevano utilizzare nei PSL fosse indirizzato verso quelle misure. Questo è un dato riferito al 30 giugno 2012 e si riferisce alle risorse programmate. Considerate che sulla base anche di quella che è la risposta territoriale ci possono essere delle rimodulazioni, spostamenti di risorse verso misure che attraggono di più, però fondamentalmente cosa che vedremo anche nei PIAR, le misure che hanno una maggiore domanda a livello territoriale sono le misure di diversificazione. La misura di attrattività, la 313, quella degli itinerari, dei servizi turistici, della promozione turistica, e quella che agisce sul patrimonio storico e culturale, la 323. Molto brevemente, anche qua per chi non conosce bene il LEADER è un programma particolare perché si fonda su un approccio partenariale. Nel momento in cui la Regione ha fatto il bando di selezione ha chiesto ai territori di organizzarsi in strutture che i regolamenti comunitari chiamano GAL, gruppi d'azione locale. Sono formati da un partenariato pubblico-privato in cui la componente privata deve essere maggioritaria, soprattutto nel momento decisionale, quindi all'interno del CDA la componente maggioritaria deve essere privata, e quindi anche nel momento in cui si delibera la componente privata deve essere maggioritaria, e si avvale di una struttura tecnica in cui sono presenti dentro tecnici con determinate competenze che sono necessarie a attuare una strategia. Il GAL ovviamente si muove su un territorio in cui ci sono soggetti e portatori di interesse che possono essere anche esterni alla compagine sociale, sono soggetti che vengono coinvolti soprattutto nella fase di costruzione dei piani di sviluppo locale, che sono i documenti programmatici, e poi durante l'attuazione attraverso bandi e altre procedure che possono essere anche diverse dai bandi di evidenza pubblica vengono individuati i beneficiari con i quali realizzano gli interventi finanziati dal LEADER. Nella nostra, oltretutto ci sono altri soggetti che sono esterni in qualche modo al territorio. Da una parte sono i soggetti che sono coinvolti con l'attuazione, che sono l'autorità di gestione e l'organismo pagatore AVEPA, ma anche soggetti coinvolti nella strategia del GAL, ad esempio GAL di altre regioni, GAL di altre nazioni, perché i GAL hanno anche una misura di cooperazione che dovrebbe fungere in qualche modo da valore aggiunto rispetto alla strategia che viene promossa all'interno del territorio, perché dovrebbe essere una misura che cerca di trasferire nel territorio buone prassi, cerca di mettere insieme territori che hanno caratteristiche comuni e quindi condividere anche modelli innovativi di sviluppo. La nostra valutazione si è concentrata su quello che può essere chiamato valore aggiunto LEADER, un concetto che più volte viene ripreso dalla Comunità Europea, ma fondamentalmente noi dobbiamo pensare allo sviluppo locale come un metodo di programmazione che si avvale di misure che in qualche modo sono previste dai regolamenti. E quindi per in qualche modo mettere a fuoco cosa può essere un valore aggiunto che a livello locale può essere sviluppato, ci siamo concentrati su l'integrazione. Dove l'abbiamo misurata l'integrazione? A livello di progetto. Secondo noi era fondamentale mettere a fuoco prima di tutto tutti gli elementi che possono favorire l'integrazione,
ma era fondamentale individuare a livello di progetto degli elementi che facessero vedere che quel tipo di domanda che è stata finanziata attraverso il leader presenta delle caratteristiche significativamente diverse da una domanda che può transitare su dispositivi regionali. Questo aspetto del di più è importante perché ne giustifica in qualche modo anche l'utilizzo di un approccio locale alla risoluzione dei fabbisogni. In qualche modo nella figura a sinistra, molto probabilmente non si vede bene, ma è presa da Google Map una parte di territorio e c'è un puntino in cui rappresenta una ipotetica azienda agrituristica che ha preso il finanziamento con la misura 311. Quello che noi abbiamo cercato di mettere a fuoco, figura a destra, è se quella ipotetica azienda finanziata con la 311 magari è legata a un itinerario turistico. In questo itinerario turistico il GAL ha finanziato altre iniziative, in quell'itinerario turistico sono state finanziate anche ad esempio iniziative di promozione e quindi in qualche modo la scelta singola di investimento che è stata in qualche modo incentivata attraverso la misura 311 viene valorizzata all'interno di una strategia più ampia. Questo aspetto è fondamentale da mettere a fuoco perché in qualche modo se non è così, se non viene ricercata una forma di integrazione attraverso il leader, si può fare un po' lo sviluppo locale rispetto a quello che è un obbligo comunitario, cioè mettere il 5%, però in realtà non si porta alla fine nessun tipo di valore aggiunto rispetto alla modalità in cui questi soldi vengono spesi. Noi ci siamo concentrati sulla valutazione guardando a 3 elementi di integrazione, cioè le filiere territoriali, come il GAL può cercare integrazione all'interno delle filiere territoriali, come può cercarlo guardando anche alle politiche che intervengono su un territorio e anche verificando se sono presenti dei tematismi sul quali il GAL può puntare. E abbiamo verificato anche la compresenza di queste che abbiamo chiamato azioni di sistema, che venivano in qualche modo introdotte dalla mia collega su alcune misure in cui il beneficiario è un portatore di interessi collettivi che può svolgere attraverso quella misura un'azione che ha delle ricadute più ampie. Pensiamo a una misura che è rivolta alle associazioni che gestiscono le strade, che fanno un'operazione di promozione su un'area che è più ampia rispetto a quella in cui può ricadere l'intervento di un'azienda agricola che si trova in un determinato areale, o un consorzio di tutela, o un'unione di comuni, o una ASL che magari opera all'interno di una politica più ampia, all'interno di un piano di zona e così via. Abbiamo in questa fase analizzato fondamentalmente le procedure che hanno utilizzato i GAL, perché le procedure, i bandi, quello che loro utilizzano per aprirsi al territorio e per raccogliere fondamentalmente le domande di aiuto che vengono proposte dai soggetti beneficiari, è attraverso le procedure di selezione che i GAL possono orientare la selezione verso questi elementi. Quindi analizzare i criteri di selezione e di priorità che sono presenti in questi strumenti attuativi, perché se non ci sono non si può immaginare integrazione, se ci sono bisogna verificare che questi criteri di selezione favoriscono, incentivano un'integrazione. Abbiamo analizzato 117 bandi, questo molto brevemente quello che cerco di spiegarvi, la barra blu in basso esprime la presenza di elementi che possono potenzialmente favorire un'integrazione nelle procedure dei GAL. La barra rossa e la barra arancione invece ci dice qual è l'effettivo grado di integrazione orizzontale o verticale, quindi settoriale o multisettoriale, che è rinvenibile nei progetti che si riferiscono a quel bando emesso dal GAL. In qualche modo valuta l'efficacia dei criteri utilizzati, verifica come nei progetti finanziati i punteggi che sono stati acquisiti da questi progetti sono legati proprio a questi criteri di selezione che puntano a integrazione settoriale e multisettoriale. Come potete vedere sulle filiere locali l'efficacia di questi criteri si rileva nel 15% delle procedure
messi a punto dai GAL. Rispetto alle politiche locali il dato è più alto, circa nella metà delle procedure messe a punto dai GAL, rispetto a tematismi al 35%, rispetto all'azione di sistema al 26%. Da questi dati quali sono le considerazioni che noi abbiamo in qualche modo condiviso con la Regione e con i GAL? È che al di là delle misure che vengono utilizzate dobbiamo sempre tenere in qualche modo a mente che il leader anche nella nuova programmazione è un metodo di programmazione e di attuazione delle misure a livello locale. Se bisogna puntare in qualche modo sull'integrazione è fondamentale ragionare sugli strumenti che i GAL possano avere a disposizione e quindi se come più volte viene richiamato all'interno del regolamento le strategie locali dovrebbero far cooperare i soggetti, il modo migliore per far cooperare i soggetti è avere una strumentazione che ti consenta di in qualche modo obbligare i soggetti a cooperare quando vengono presentate le domande, per cui come dire, il suggerimento che noi diamo è quello di usare degli strumenti di progettazione integrata in cui il progetto viene costruito attraverso la cooperazione di soggetti che si mettono insieme per fare un qualcosa, quindi l'azienda agrituristica che si mette insieme alla sua associazione magari di riferimento se c'è un itinerario per sviluppare insieme una parte di offerta turistica, promozione dell'offerta turistica e così via. Cerco di andare ancora avanti. Il secondo aspetto che abbiamo valutato è come la misura, cioè una misura dedicata alla gestione del GAL, al funzionamento del GAL, è una misura importante perché in questa misura c'è molto di quello che può essere il valore aggiunto del GAL e quindi è una misura che finanzia fondamentalmente i costi di gestione dei GAL e l'animazione. L'aspetto di valore aggiunto si muove molto sulla capacità di far cooperare i soggetti e di mettere in relazione fra di loro, dargli assistenza tecnica puntuale, soprattutto in alcune aree in cui magari competenze specifiche rispetto a temi che sono magari complessi come può essere la banda larga da una parte, ma anche la realizzazione di servizi innovativi richiedono un'assistenza puntuale con competenze e professionisti che le hanno e che magari non sono presenti sui territori, per cui molto probabilmente l'aspetto da valorizzare è questa azione di accompagnamento che i GAL possono svolgere, questa azione di coordinamento. E l'indicazione che noi diamo, nonostante quello che un po' dice il nuovo regolamento, è quella di potenziare questo aspetto nella futura programmazione, l'aspetto delle competenze, l'aspetto del coordinamento e dell'accompagnamento alla progettualità locale è l'aspetto centrale su cui secondo noi si gioca il successo o l'insuccesso dell'approccio leader. In ultimo, sulla base di quello che i GAL hanno fatto, abbiamo in qualche modo cercato di mettere a fuoco quali possono essere i tematismi sui quali potrebbe insistere la nuova programmazione e li vedete là, sono la competitività settoriale e multisettoriale, che vuol dire mettere insieme anche in un'ottica di filiera anche orizzontale, artigianato, agricoltura, le attività economiche presenti, la promozione e organizzazione dell'offerta territoriale, servizi essenziali a ricaduta collettiva, l'energia di prossimità, anche lavorare sugli ecosistemi naturali, agricoli e forestali e il paesaggio rurale. Vado un attimo indietro perché vi riprendo al volo alcuni elementi che riguardano invece i PR, molto brevemente, anche perché i PR stanno in una fase attuativa ancora non molto avanzata, per cui sono delle considerazioni generali. Come potete vedere anche i PR, un po' come il leader, si sono concentrati su queste misure, la 311 diversificazione, 313 offerta turistica, organizzazione dell'offerta turistica, la 323 quella sul recupero del patrimonio rurale, culturale, architettonico e così via. I primi riscontri sui PR sicuramente era un tentativo di in qualche modo rendere più light l'aspetto leader su aree
simili a quelle del leader ma non interessate dal leader. Era concentrato solamente sull'asse 3 e non sugli altri assi. Se vogliamo in qualche modo evidenziare il punto di debolezza è che approcci così fatti hanno bisogno di strutture di coordinamento locali che abbiano competenze, e l'aspetto della gestione nei PR è uno degli aspetti forse più deboli al momento dell'attuazione, mentre i GAL sono strutture più in qualche modo strutturate, così non era per i PR. In linea generale comunque c'è una buona qualità dei piani che viene messa in luce, le risorse sono poche, per cui essendo poche le risorse è anche difficile che con così poche risorse si riesca a dare risposte significative e evidenti per il territorio. Questo è tutto. Grazie dottor Tenna e a Cinzia per AgriConsulting. È stato ovviamente ancora una volta molto interessante prendere evidenza di quel che stiamo facendo e vederlo in maniera così efficace, puntualizzata, e quello che vedremo di più poi alla fine del PSR, ma già abbiamo dei buoni elementi da adoperare anche per la prossima programmazione. Due considerazioni. Quanto detto dall'assessore stamattina, cioè che cosa questi interventi servono all'agricoltura, mi pare che da quel che è stato esposto, cioè il fatto di capire che agricoltura sta nel sistema agricolo rurale e che il sistema agricolo rurale è indispensabile all'agricoltura, elementi che abbiamo visto fino adesso ci hanno anche magari focalizzato con delle piccole o grandi cose questa assoluta fondamentale interazione, per cui dobbiamo veramente prenderne atto e credo che ci aiutino questi dati a prenderne atto. Sui risultati dei GAL aggiungo un piccolo particolare: quasi tutti i GAL hanno fatto con la misura 323A dei piani, degli studi di area che rappresentano oggi un patrimonio che non solo i GAL ma tutto il territorio, gli operatori e la Regione devono valorizzare. Sono stati degli studi fatti sul patrimonio, soprattutto sul patrimonio rurale, cose che prima non c'erano, che oggi abbiamo. Se copriamo il 70% del territorio con i GAL vuol dire che il 70% del territorio è stato mappato in qualche modo, e credo che di questo bisognerà tenerne conto e che questi studi siano messi a disposizione di tutti, come già lo sono perché sono generalmente pubblicati sul sito del GAL. L'ultima considerazione, anche l'evidenza di AgriConsulting, se mai ce ne fosse stato bisogno, ci conferma che non c'era bisogno affidare ai GAL una funzione istruttoria per aumentare la loro capacità. Non è quello il punto, non è la gestione delle domande che aumenterà il loro ruolo, che aumenterà la loro presenza sul territorio, è altro, è quello che la Regione ha tentato di dare in questa programmazione, cioè un ruolo di animatori locali verso eventualmente l'Agenzia di Sviluppo Locale, e abbiamo visto che molti elementi ci stanno dando ragione. Il tornare alla gestione delle domande come propone il regolamento sicuramente non ci agevolerà, e dovremo trovare la maniera migliore per fare in modo di non tornare indietro rispetto al percorso che abbiamo attivato. C'è una pausa prima di affrontare la parte centrale della presentazione dell'analisi. Vi pregherei 11:28, alle 11:45 tutti in sala, perché altrimenti davvero diventa difficile chiudere per tempo. Bene, allora passiamo alla fase centrale, un po' quello che è all'ordine del giorno della giornata, cioè la presentazione della quella che chiamiamo per il momento proposta tecnica di relazione sulla analisi di contesto e rilevazione dei fabbisogni. Proposta tecnica in quanto ovviamente è una analisi in divenire. Tra l'altro vi confermo che già sul sito online, sulla sezione online di questa consultazione trovate i documenti presentati nelle scorse edizioni, tranne quello del 25 che verrà messo in linea nella prossima settimana, alla fine di questa o all'inizio della prossima settimana. Normalmente trovate un rapporto di sintesi in cui viene descritta l'analisi di contesto e l'analisi SWOT, e un documento in cui sono elencati i fabbisogni.
Ovviamente rispetto anche ad alcune presentazioni che sono state fatte in questa sala ci possono essere alcuni aggiustamenti, perché ripeto, si tratta comunque di un lavoro che stiamo facendo tutti in gran fretta, che si sovrappone ovviamente al resto dei lavori che sia noi che l'università hanno, e quindi vengono perfezionati anche a prescindere dalla presentazione. La presentazione di oggi, come le altre, ci servono per avere il quadro del metodo e quindi capire esattamente come avviene l'analisi, come avviene la rilevazione di fabbisogni. Poi l'elenco puntuale di fabbisogni può subire alcuni aggiustamenti anche fino alla presentazione online, e subirà ulteriori aggiustamenti sulla base delle osservazioni che perverranno nelle prossime settimane da parte del partenariato. Questo per una dovuta trasparenza, insomma, che se trovate alcune differenze tra le presentazioni slide delle giornate e gli elenchi che invece dei fabbisogni, chiaramente è il rapporto di sintesi che fa testo, e quello su cui ci lavoreremo tutti nelle prossime settimane. Passo dunque la parola alla Università di Padova, alla professoressa Messina, in rappresentanza del Centro Interdipartimentale di Ricerca e Servizi Giorgio Lago, che col suo staff ha elaborato l'analisi relativa alla priorità 6. Buongiorno, il nome del centro l'abbiamo cambiato per evitare questi problemi lessicali, si chiama Centro di Ricerca sul Nord-Est, è più facile anche da ricordare. Bene, buongiorno. Allora io presento molto brevemente, intanto introduco un po' il tema e la metodologia con cui abbiamo lavorato, poi lascio la parola ai miei collaboratori Luca Simone Rizzo e Nicoletta Parise. C'è anche Caterina Domoreno che però oggi non è presente, ma ha lavorato con noi per la specificazione delle diverse focus area. Allora, sulla priorità 6 non mi soffermo perché è già stato detto abbastanza, sulla promozione dell'inclusione sociale, riduzione della povertà e promozione dello sviluppo economico nelle aree rurali. La cosa che vorrei sottolineare su questo tema in particolare essenzialmente l'approccio territoriale. Noi qui quando parliamo di sviluppo rurale, e questo è un cambiamento importante dentro la politica agricola comune, perché stiamo parlando non di un settore produttivo ma di un contesto produttivo, cioè di un territorio, e l'altra dimensione, e quindi di una dimensione intersettoriale, e l'altro aspetto importante è la visione integrata delle politiche di sviluppo, perché se non parliamo di politiche integrate di sviluppo non parliamo di sviluppo locale. Su questo potremo discutere a lungo, ma non mi soffermo. Allora, la presentazione oggi sostanzialmente avrà questa impostazione. Parleremo intanto brevemente sul metodo che abbiamo utilizzato per individuare i fabbisogni. Noi abbiamo lavorato essenzialmente sull'analisi del contesto e l'analisi di SWOT che individua punti di forza, debolezza, minacce e opportunità, è essenzialmente centrata sui dati che noi abbiamo potuto raccogliere per l'analisi del contesto. Il passaggio dall'analisi del contesto all'individuazione dei fabbisogni è un passaggio che dobbiamo fare insieme a voi, quindi la dimensione del partenariato sociale, quindi della partecipazione a questa fase è molto importante. In qualche misura abbiamo cercato anche noi durante il nostro lavoro di coinvolgere direttamente gli attori locali, ma diciamo la parte adesso della consultazione diventa significativa. Ecco, le tre focus area su cui noi poi abbiamo dovuto concentrare la nostra attenzione sono queste tre: favorire la diversificazione, creazione e sviluppo di piccole imprese e l'occupazione, stimolare lo sviluppo nelle zone rurali, promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e quindi della comunicazione nelle zone rurali. Ecco, sul metodo, l'analisi del contesto quindi essenzialmente è avvenuto attraverso una lettura dei dati statistici a livello regionale
e quindi presenti sia nella letteratura regionale sia anche nel rapporto statistico che è uscito recentemente, e dove è possibile abbiamo cercato di contestualizzare questi dati per aree rurali secondo la classificazione che conoscete, abbiamo visto. Questo non è stato semplicissimo perché non ci sono di fatto dati strutturati per aree rurali. Ci sono dati su basi comunali, nella migliore delle ipotesi, oppure su basi provinciali o su basi comunque amministrative, ecco, con enti che hanno confini amministrativi. Le zone rurali non sono enti amministrativi, quindi l'aggregazione territoriale di questi dati è importante e può fare la differenza. Noi abbiamo cercato il più possibile di contestualizzare questi dati, e però il lavoro non è semplice e soprattutto richiede molto tempo. Abbiamo soprattutto cercato un confronto con i testimoni privilegiati delle realtà locali, abbiamo fatto un focus group con i rappresentanti dei GAL, abbiamo avuto dei colloqui con Veneto Agricoltura, con vari operatori delle aziende agricole e non. Questo è un punto importante che aggiunge la dimensione qualitativa all'analisi dei dati quantitativi, proprio perché la dimensione del contesto è importante. A partire da questi elementi abbiamo cercato di individuare punti di forza, di debolezza e opportunità e minacce, quindi l'analisi SWOT, e da qui noi abbiamo provato ad individuare dei fabbisogni che appunto porremo alla vostra attenzione e su cui cercheremo un riscontro da parte vostra. Io non mi soffermo più di tanto sull'introduzione, lascerei la parola adesso a Luca Simone Rizzo per l'approfondimento sulla prima focus area. Allora, buongiorno a tutti, mi chiamo appunto Luca Simone Rizzo, quindi ragioneremo adesso sui risultati dell'analisi, come detto dalla prof Messina, sia quantitativa ma aggiungerei molto importante anche qualitativa, sul tema diversificazione, creazione e sviluppo, piccola e media impresa, occupazione. Direi che la parola chiave del titolo è favorire. Quello che vi mostrerò adesso non è tanto un dato puntuale sulla performance, diciamo, occupazionale, che invece nel rapporto verrà ripresa in un capitolo dedicato, ma delle, diciamo, riflessioni per l'appunto contestualizzate, tematizzate su quelli che possono essere punti di forza, di debolezza, opportunità, minacce e fabbisogni che sono stati identificati. Con questa slide volevo richiamare velocemente, per quel che riguarda la focus area 6A01, il set, tra virgolette, di strumenti, su cui però non ci soffermiamo più di tanto, che l'UE indica come potenzialmente attivabili. I regolamenti sono anche menzionati in vari documenti strategici che abbiamo sentito nominare prima. L'articolo 15, tutti si declinano in sottocodici, quindi non approfondiamo questo, guardiamo semplicemente al contenuto, diciamo, portante. E 16 danno un supporto, abbiamo sentito dire che questo è un aspetto importante, alla formazione, all'acquisizione, diciamo, di competenze, ad azioni di trasferimento di informazioni, nonché anche, nel caso del 16 per le aziende agricole, anche all'impostazione di servizi di consulenza, diciamo, in tal senso. L'articolo 18, e lo richiameremo poi in qualche modo indirettamente in causa dopo, riguarda invece la possibilità di intervenire funzionale a tutta una serie di potenziali attività da sostenersi su investimenti in asset fisici, e importanti, direi cruciali, il 20 e il 36, che mirano a dare supporto alla start-up agricola e non agricola e dall'altro lato diciamo anche allo sviluppo, anche su questo i colleghi di AgriConsulting hanno relazionato, di reti di cooperazione che, come vedremo nei fabbisogni, a nostro avviso sono essenziali. Allora, quello che intendo fare io adesso, velocemente vi voglio inquadrare un po' il proseguo di queste slide. Io ho cercato in qualche modo di, per comodità, identificare dei blocchi, tra virgolette, tematici, che sono dall'analisi quantitativa e in particolare qualitativa emersi come prioritari, dietro cui abbiamo delle attività che in alcuni casi prevalentemente in aziende agricole, ma non solo, però come premessa dico, non vanno comunque intese come dissociate l'une dalle altre, ma spesso sono compresenti
e rappresentano effettivamente un punto significativo. Attività che, se supportate e sostenute, possono finire col ridondare su quello che è il tema centrale di questa focus area, per l'appunto, che è l'occupazione. Allora, su indicazione della Regione, qui voglio fare un chiarimento veloce ed aggiuntivo. Sono stati analizzati dei dataset, censimento agricoltura, piuttosto che ad esempio dati sul turismo. Su questi ultimi mi soffermo brevemente nel dire: i flussi, tra virgolette, la movimentazione, l'offerta, sono stati esaminati non tanto perché si voglia far sì che il PSR sostituisca altre programmazioni dedicate, ad esempio al turismo, c'è un piano triennale, c'è un piano annuale diretto alle imprese turistiche e al settore turistico, quanto perché ci hanno permesso di capire quanto noi abbiamo domanda nella ruralità, domanda che finisce necessariamente poi con l'influenzare la possibilità che si impostino modelli produttivi che valorizzano le propensioni locali a vario titolo e che in sua assenza non possono semplicemente essere innescati in un'ottica di circolo virtuoso. Allora, la prima area che è stata identificata, che emerge certamente in maniera molto importante dal confronto con i GAL, dal confronto con operatori, tanti che sono stati sentiti, agricoli e non, è sicuramente il tema strategico, del resto riconosciuto in numerosi momenti e documenti, della valorizzazione territoriale. Ma la parola chiave in questo caso, che del resto ha richiamato anche il collega di AgriConsulting, è sinergia, integrazione tra filiere che possono essere di servizio, tra virgolette, quale il turismo, ma soprattutto produttive, o eventualmente anche sia appartenenti all'artigianato sia appartenenti al mondo ovviamente commerciale, che per larga parte, filiere corte soprattutto, che per larga parte del territorio, tra l'altro, non possono essere disgiunte dalla qualità, la tipicità, tutta una serie di elementi contestuali. Allora, quali sono i punti di forza che noi abbiamo individuato? Sicuramente il fatto che siamo in presenza di un patrimonio, che verrà poi ripreso anche dalla professoressa Messina Patrizia quando parlerà della 6.2, ricco, da una dotazione anche strutturale ricettiva molto ricca, che forse però non è ottimizzata, tra virgolette, nella sua capacità di attrarre domanda. Abbiamo certamente un aumento della movimentazione, aggiungerei in linea con gli ultimi trend relativi, più recenti trend relativi alla movimentazione, diciamo, turistica, anche escursionistica, che parlano di N possibilità di turismi, di escursionismo, di prossimità, a maggior ragione il legame eventualmente con le filiere corte. Abbiamo come punto di forza sicuramente anche una differenziazione, tra l'altro, in termini di dotazione, che permette esperienze di varie. Oggi la domanda, quando parliamo soprattutto di turismo, vuole sentimento, vuole atmosfere, vuole paesaggio, come abbiamo detto, vuole esperienza, e noi siamo in grado di offrire da questo punto di vista molto. Una tipologia insediativa, parlo ora da territorialista e geografo quale sono, capillare, che permette esperienze di vita variegate, anche legate alle propensioni territoriali peculiari, e anche una capillarizzazione dell'infrastruttura viaria. Dall'altro lato però, ed è stato più volte ribadito, noi abbiamo una domanda che è polarizzata. Il nostro territorio, che pur a dotazione, abbiamo parlato di posti letto, ad un'analisi cartografica è chiaro ed emerge, non entrando adesso nella classificazione rurale, che ci troviamo con un settore ad esempio complementare. Per esempio, mi focalizzo su questo, che per centinaia di comuni, circa 400, si trova nella classe 0-20 letti. C'è un settore che contribuisce all'economia ma che non riesce a decollare, anche in virtù del fatto che c'è poca domanda diffusa. Sicuramente non abbiamo una sufficiente attivazione di N tipologia di heritage che sono presenti sul territorio, nonché anche manutenzione. La cosa che direi forse più significativa, che è emersa dall'analisi, noi abbiamo un problema, diciamo, di carenza di governance, di carenza di coordinamento che sappia colmare il gap tra domanda e offerta, e abbiamo certamente un problema anche di mancanza di comunicazione della realtà, mancanza di capacità di comunicare, nonostante il tanto lavoro fatto, la ruralità e i suoi valori, e di figure che siano in grado di permettere questo incontro. Dall'altro lato abbiamo invece come opportunità, direi, una capacità, sicuramente una diffusa sensibilizzazione
attenzione crescente ai valori complessivamente intesi che la ruralità può comunicare, può portare, nonché anche la crescita di domande specialistiche, specializzate di N tipologie che il nostro territorio dovrebbe agganciare, può sfruttare. Minacce, un degrado territoriale, verrà ripreso poi da Patrizia dopo, una persistenza diciamo, di problemi di attrattività delle aree rurali, non a caso e direi in maniera estremamente chiara, la dottoressa De Santis ha menzionato la scarsa capacità di mantenere spesso i territori in stato tale che determina una vera attrattività. Certamente abbiamo un problema di riduzione fondi, la crisi economica pone difficoltà soprattutto a coloro, gli operatori che vogliono eventualmente lanciarsi in attività di diversificazione e spesso direi anche, questo è emerso dai colloqui qualitativi, non una piena consapevolezza di quelle che sono le vere risorse diciamo, che il territorio ha quando parliamo degli attori di filiere specifiche ad esempio. Allora, rispetto a queste, vedete poi nelle prossime slide verranno evidenziate in scuro quelle che sono le connessioni tra debolezze, minacce. Noi abbiamo innanzitutto, e verrà ribadito, sottolineato l'importanza, un fabbisogno è certamente quello, come dicevo poc'anzi, di completare, mantenere, potenziare la fruibilità dei territori e la sicurezza ovviamente dell'infrastrutturazione, in particolare in aree CD, ma anche B1, cosa del resto già detta prima. Tante delle cose che diremo purtroppo le avete già sentite richiamate, il che è una conferma tra l'altro della validità del lavoro, e il fatto che va comunque puntato sull'attivare risorse non accessibili, non attive. Sono state menzionate le ville venete, non credo di dover aggiungere. Io mi occupo di beni religiosi itinerari in collaborazione con colleghi a livello nazionale ed internazionale. Un patrimonio ricchissimo, una minima parte è attivo per soddisfare le esigenze che ci sono di interesse di un'eventuale domanda che possa ridondare poi sul territorio, perché non visita solo il luogo ma usufruisce dei suoi beni, dei suoi prodotti e quant'altro. Altro fabbisogno importante, questo è stato detto, anche questo emerge fortemente dai colloqui avuti con operatori. Noi abbiamo una difficoltà, non era nostro compito indagare nello specifico filiere corte, ad esempio dell'agroalimentare ed affini, che sono state indagate dai colleghi della priorità 2 e 3, ma certamente abbiamo la necessità, e ci sono le misure per farlo, di potenziare aggregazioni sia in senso verticale ma soprattutto direi in senso orizzontale, quindi multisettoriale. C'è carenza e finché questo non viene fatto avremo ovviamente delle iniziative in qualche modo poco sistemiche, isolate, che falliranno nel far incontrare domanda e offerta. E poi mancano sul nostro territorio ancora, anche se ci sono dei segnali positivi, ci sono delle esperienze in questo senso positive, che vedono tra l'altro protagonisti alcuni GAL, ecco, mancano servizi integrati, mancano i cosiddetti in letteratura prodotti network, in cui pezzi di filiere, tra virgolette, legate, si mettono insieme per arrivare alla domanda. Quindi il turismo da un lato certamente, ma poi la filiera dell'alimentare, dell'artigianato variamente inteso. Oggi il riferimento al legno è stato interessante, ricordo che l'analisi dei colleghi si basa su quelli che sono i beneficiari, non si basa sull'universo completo di aziende, quindi bisogna prendere ovviamente i dati con attenzione. Mi riferisco anche qui all'integrazione con ICT, smart card ad esempio, piuttosto che la nascita e lo sviluppo di PMI dedicate. Ci sono dei casi interessanti di attività in cui vediamo, e non faccio esempi puntuali solo per correttezza nei confronti degli interlocutori, vediamo imprese di servizio, di consulenza altamente qualificate accompagnare l'attività agrituristica, percorsi ad esempio formativi, percorsi didattici, nel caso di fattorie sociali, e quindi si innescano, a mio avviso, questo è un bisogno dei percorsi che ridondano su tutto il sistema in un'ottica anche di occupazione sicuramente. Sviluppo, questo è un fabbisogno importante sicuramente, in alcuni ambiti più di altri probabilmente, di nuove imprese. Qui non vorrei fosse frainteso il fatto che si è parlato molto di agriturismi. Allora i dati ci dicono chiaramente che noi dobbiamo sempre tenere a mente, quello non è l'unico interlocutore ovviamente, ma ce ne sono altri, soprattutto nella ristorazione piuttosto che nella ricezione sicuramente, ma la distribuzione nel territorio è un problema. Io non posso avere su una manciata di comuni sul lago
100-200 agriturismi che mi rappresentano il 50% del totale rispetto a 98 comuni in una provincia che può essere ad esempio Verona. Allora noi abbiamo un problema lì, quindi non si tratta solo di eventualmente far crescere l'attività, farle creare, ma si tratta eventualmente di ragionare sul come potenziarne l'attrattività in un'ottica di gamma di servizi che possono ovviamente essere attivati, ma spesso non sono presenti e la domanda non li trova perché non ci sono. Creazione di figura cerniera, questo è stato sottolineato già dai colleghi. Noi abbiamo un problema, il territorio fa fatica a far emergere i suoi bisogni ed agire in maniera corale in questo senso rispetto anche all'importante ruolo che hanno le istituzioni a volte fanno fatica a cogliere, abbiamo probabilmente necessità di figure, la formazione può aiutare, che sappiano fungere da collegamento in qualche modo, sempre per avvicinare domanda e offerta, sempre ovviamente per poter poi ridondare su aspetti quali crescita, sviluppo e occupazione. Altro tema importante che riguarda per lo più sia l'agricoltura ma non solo, anche in virtù della nuova normativa, quella sull'agricoltura sociale abbiamo parlato, il territorio oggi esprime bisogni in un'ottica di servizi sociali. Perché? Tra l'altro perché il welfare, insomma, stenta un po' a soddisfarli e le categorie più svantaggiate pagano ovviamente pegno e prezzo per questa cosa. Allora noi ci siamo accorti che sicuramente qui c'è un ruolo nella ruralità, c'è un ruolo per gli operatori della ruralità agricoli e non agricoli, nel caso dei primi va ben inteso, rendimenti non sono eccessivi, quindi ad integrazione eventualmente di altre forme di redditività, ma c'è un ruolo significativo. L'analisi del censimento da questo punto di vista ci restituisce una fotografia un po' desolante, c'è una certa propensione ma in realtà molto scarsa. Noi abbiamo esaminato il campione ad esempio delle aziende agricole e ci siamo accorti che scremando in ragione della dimensione economica aziendale e guardando soprattutto quindi imprese tra virgolette potenzialmente di mercato o almeno potenziali, i numeri sono veramente molto bassi, c'è un ampio margine di manovra per intervenire. Poi verranno fatte eventualmente le valutazioni del caso nelle sedi programmatiche opportune. Propensione dei giovani a diversificare in queste attività, parlo qui di fattori sociali, parlo di fattori didattiche e attività ricreative simili, un incremento, come hanno detto i colleghi di AgriConsulting, dell'occupazione per quanti abbiano voluto cimentarsi in queste attività, la presenza certamente di reti di animazione sul territorio, tra l'altro anche di recente formalizzazione nel marzo del 2013, una nuova legge che certifica il ruolo di queste attività e spinge anche per il valore che hanno per il territorio, in tal senso. Debolezza, poca diffusione, scarsa diffusione, mancanza di equilibrio nella diffusione, soprattutto quando parliamo di fattori sociali, alti investimenti iniziali, quindi gli operatori sono dissuasi in qualche modo, spesso, carenza di supporti nella progettazione, nella gestione e viene lamentata anche una carenza forse anche nell'accompagnamento da parte delle istituzioni, certamente competenze per attività nuove, non conosciute, nemmeno ancora ben censite, che mancano. Opportunità, l'apertura, come dicevo, della normativa anche a quanti non sono agricoltori, questo è un fatto a mio avviso estremamente importante, rimando alla legislazione ovviamente appena emanata. Un interesse che pare crescente da parte della popolazione, una maggiore domanda, come dicevo, certamente di servizi sociali che non riusciamo a soddisfare in altro modo e la possibilità di ovviare al problema che tocca molti, a mio avviso, territori rurali, che è l'intermittenza spesso dovuta alla stagionalità dell'apporto reddituale che le attività pongono in essere e come minacce certamente una crisi economica che tarpa le ali a molti, una carenza di fondi e anche, ho rilevato, un eccessivo spesso ottimismo da parte degli operatori che si scontra poi con una realtà non di semplice o facile poi applicazione, anche per magari le difficoltà remunerative connesse. Fabbisogni, c'è innanzitutto bisogno di far accrescere, di stimolare ovviamente la nascita di nuove attività, eventualmente anche in maniera mirata nel territorio. La fattoria sociale ha un ruolo, può avere un ruolo anche come in termini di occupazione di valore aggiunto creato, ma non è diffusa ad oggi in maniera equilibrata, ne abbiamo poche e la domanda può esserci, lo stesso dicasi per le fattorie didattiche.
e ovviamente insistere, ritorno alle misure menzionate poc'anzi, sulla necessità di sostenere a livello di investimenti, perché queste attività richiedono un adeguamento spesso delle infrastrutture, richiedono un accompagnamento in questo senso che l'agricoltore o l'impresa sociale non necessariamente da sola riesce a fare. Questo interessa tutte le aree rurali. Certamente c'è bisogno di potenziare e di accrescere in generale il livello di competenza degli operatori, sia in ottica gestionale, ma sia anche in senso tecnico specifico, nonché anche dell'occupazione che eventualmente viene chiamata in causa e che può essere accresciuta. Le fattorie didattiche sono un esempio, hanno necessità, sono labor intensive, hanno necessità di personale formato nel territorio che possa poi accompagnare la domanda rispetto alle sue esigenze, e sicuramente c'è la necessità di potenziare, come fa bisogno, il networking, ma nell'ottica di uno scambio consapevole di buone prassi che ci sono sul territorio, virtuose ma che spesso sono sconosciute a tanti degli operatori che potrebbero eventualmente essere interessati, agricoltori ad esempio, a lanciarsi in questo tipo di impresa. Abbiamo poi esaminato, per quel che riguarda la diversificazione agricola in senso stretto, alcune attività che non tanto all'interno dell'approfondimento, come viene detto il deepening, cioè all'interno della filiera agricola in senso stretto, cose che sono state tra l'altro toccate anche dai colleghi nelle presentazioni precedenti, dai nostri colleghi economisti agrari, ma quelle che possono avere un risvolto significativo anche per la nostra priorità. Abbiamo detto che effettivamente, quindi parlo del contoterzismo non agricolo, in qualche modo anche del contoterzismo agricolo, parlo di attività come l'artigianato che ha dei valori bassissimi, quindi non c'è grande segnale in questo senso, parlo della sistemazione di parchi e giardini, mi avvio a concludere tra l'altro. Ecco qui, quindi non solo agriturismo, l'agriturismo insieme al contoterzismo agricolo sappiamo che rappresenta la attività connessa in cui l'azienda eventualmente diversifica, ma c'è altro perché ci sono necessità nel territorio. Pensiamo al ruolo che può avere un'azienda agricola, ad esempio, che contribuisce fungendo da sentinella alla manutenzione del territorio, che tra l'altro ha anche un risvolto preventivo importante, alla sistemazione di arredi urbani e territoriali, la rotonda, i bordi strada, che oggi come oggi sono sempre più spesso, certamente non per mancanza di volontà da parte delle istituzioni, ma spesso per mancanza di mezzi, lasciati in uno stato che effettivamente non è adeguato e poi possono presentare problemi. Allora qui direi che ancora una volta in termini di punti di forza c'è una propensione dei giovani a diversificare. Parliamo, come dicevo, dei numeri e di numeri comunque bassi a livello di entità. C'è sicuramente da registrare un crescente livello di istruzione, come dicevano i colleghi prima, che potrebbe favorire la comprensione delle opportunità legate all'implementazione o a lanciarsi in queste attività, e in generale sicuramente una capacità di fare sistema. Problemi: calo di investimenti, scarsità di risorse da parte delle piccole soprattutto aziende, non parlo di quelle che abbiano dimensione o taglia maggiore, le microimprese, e di ottenere credito, scusatemi. E abbiamo detto, ed è già stato sollevato, aree C, aree D, soprattutto aree D, una scarsa propensione tra l'altro a mettersi in gioco su questi fronti. La disoccupazione crescente e lo spopolamento rappresentano un problema, il fatto che ci sia un generale calo del giovane in agricoltura è un problema, eccezione fatta per aree ad esempio quali le aree D. Le logiche corporative sono un problema, crisi economica, calo fondi, e sono cose che ovviamente possono impattare. Quali sono i fabbisogni che abbiamo identificato? Beh, qui si ripercorrono un po' i fabbisogni precedenti. Anche qui noi abbiamo bisogno di comunicare il valore di queste esperienze, di cercare di migliorarne ovviamente la redditività, perché ad oggi effettivamente è bassa, stimolando la nascita di imprese, il coinvolgimento di operatori, in questo caso parliamo di agricoltori, e ancora una volta utilizzando misure che permettano di intervenire su aspetti anche infrastrutturali o relativi ad altro, quindi investimenti, perché sono richieste queste cose per potersi cimentare in questi sforzi. La competenza anche qui è un problema degli operatori, ma non solo, dimenticato di dire anche prima, ho concluso, dai colloqui, questo non può emergere dal dato granché, emerge anche che nel momento in cui io operatore mi interfacci con il livello locale, ad esempio, io mi scontro spesso con una incapacità di cogliere il perché e il rilievo di queste attività integrative,
e quindi con un problema, quindi non va solo formato a nostro avviso, non va cresciuta solo la competenza dell'operatore agricolo, stiamo parlando di quello in questo caso, ma va certamente anche accompagnato l'ente locale, che è il primo interfaccia con cui l'operatore agricolo che voglia cimentarsi in questa attività si trova ad interagire, e poi potenziare sicuramente la cooperazione nel networking, lo scambio e la visibilità di pratiche quali quelle di cui qui stiamo discutendo. Le misure ci sono tramite ad esempio progetti integrati, progetti pilota o simili, o la creazione di reti ad integrazione di altri strumenti che possono essere magari interessanti per aziende, quali ad esempio i contratti di rete, che sono tra l'altro nel nostro territorio anche volendo posti in essere. Ecco, quindi direi che questo è quanto è emerso e spero che possa dal vostro apporto poi permettere un'integrazione. Bene, proseguiamo quindi con la seconda focus area, che è quella un po', se volete, più legata alla dimensione territoriale, stimolare lo sviluppo nelle zone rurali. Qui vorrei ricordare, richiamando un po' la cartina che abbiamo visto sulle zone rurali, che praticamente tutto il territorio regionale, tranne i capoluoghi, viene considerata zona rurale. Quindi quando noi parliamo di stimolare lo sviluppo nelle zone rurali in Veneto, con questa classificazione praticamente parliamo quasi di tutta la regione, tranne le città. Ovviamente c'è differenza tra una zona e l'altra, quindi questa dimensione della contestualizzazione per noi diventa fondamentale e in questo senso l'apporto vostro diventa significativo. Allora, questa focus area è articolata in 3 sottoaree. La dimensione del patrimonio naturale e culturale dei territori rurali, la qualità della vita e del capitale sociale nelle aree rurali e la governance dello sviluppo locale. Brevissimamente qua vengono richiamati gli strumenti che i regolamenti europei mettono a disposizione, a partire dai siti di Natura 2000, quindi la dimensione del paesaggio, la dimensione quindi della tutela ambientale del paesaggio, la dimensione del patrimonio culturale, della soprattutto rilocalizzazione di attività ad alta riconversione dei fabbricati, e poi soprattutto l'asse leader, che, come dire, in questo contesto diventa un po' un interlocutore particolarmente significativo. Leader come metodo, come approccio, non soltanto quindi come GAL, come gruppi di azione locale già strutturati, ma proprio come modo di articolare le politiche di sviluppo sul territorio, cioè una dimensione partecipativa. Quindi l'implementazione di azioni sul territorio che siano in grado effettivamente di coinvolgere con una logica di cittadinanza attiva i soggetti locali, non solo le aziende ovviamente, ma gli attori anche più significativi e in generale la popolazione locale. Il tema della formazione, come è stato detto più volte, è particolarmente importante, perché se non c'è competenza e se non c'è consapevolezza di quali sono i bisogni del territorio, anche la partecipazione diventa praticamente poco significativa o poco incisiva, e soprattutto le nuove professioni che sono legate a questo diverso modo di pensare alle politiche diventano strategiche, diventano fondamentali. Noi parliamo di management delle reti, di governance, proprio per sottolineare la necessità di nuove competenze professionali nella costruzione, nella capacità di costruire reti di partenariato pubblico-privato e anche multilivello. Allora, il primo punto, il tema della valorizzazione del patrimonio naturale, paesaggistico e storico-culturale dei territori rurali. In questa dimensione noi abbiamo individuato tutta una serie di punti di forza che sicuramente sono presenti nel territorio che è ricco di aree di alto pregio naturale e storico-culturale. Con la presenza quindi di reti di cooperazione che sono proprio specializzate nella valorizzazione delle risorse naturali e storico-culturali del territorio, e una domanda di nuovi servizi, di nuove forme di turismo, per esempio turismo rurale, che sono in espansione, una nuova domanda di
di turismo, che ovviamente va integrata però con quella più tradizionale e quindi anche con la capacità del territorio di raccogliere poi e di intercettare questa domanda. Ci sono appunto tutta una serie di debolezze che vengono messe in luce proprio da queste specificità. Per esempio ampie aree degradate da riqualificare, soprattutto in pianura. Ripeto, perché quando noi parliamo di sviluppo rurale parliamo anche dell'area della campagna urbanizzata e industrializzata, quindi parliamo delle zone non tanto dove ci sono i GAL ma dove ci sono i PIAR, dove evidentemente le specificità territoriali sono ben diverse. Quindi ci sono magari le ville venete, però tutto intorno non c'è nulla, non c'è la viabilità, non c'è la possibilità anche di fruire di questi beni culturali e paesaggistici del territorio, perché il paesaggio nel frattempo tutto intorno è stato trasformato. Quindi dall'altra parte abbiamo aree agricole montane in stato di abbandono e a forte rischio idrogeologico, quindi ci sono delle specificità territoriali, parlando di punti di debolezza, che sono diversi da una zona all'altra, da un territorio all'altro, e questo è molto importante da tenere in conto, lo hanno sottolineato ampiamente i GAL quando li abbiamo coinvolti in questo lavoro di focalizzazione. Perché? Perché le politiche di sviluppo locale non possono essere uguali dappertutto, e anche parlare di aree montane genericamente non è corretto, perché c'è una differenza fondamentale, per esempio, tra l'altopiano dei 7 comuni di Asiago e l'Alto Bellunese. Ci sono differenze non soltanto da un punto di vista paesaggistico, storico-culturale, ma proprio di problematiche differenti, e questa è una differenza, come dire, una specificità dei territori da cui non si può prescindere. Certamente c'è una notevole dispersione della popolazione sul territorio, ma questo vale soprattutto per le aree montane, non vale certamente per le aree di pianura, dove invece casomai c'è il problema opposto, c'è quello di una forte concentrazione, e non a caso, parlando di pianificazione territoriale a livello regionale, si sta parlando di area metropolitana nel Veneto centrale, quindi forse ragionare in termini di sviluppo rurale contemporaneamente all'area metropolitana non è proprio del tutto, come dire, coerente. Bisognerebbe anche tenere conto di queste diverse come dire, specificità dei territori rurali, o perlomeno definiti come tali. In più c'è un saldo comunque negativo dal punto di vista demografico. Certamente c'è uno spopolamento e un indice di invecchiamento nelle aree ad alta concentrazione di risorse naturali e culturali, ma anche questo, ripeto, è diversamente visibile, diversamente rilevante a livello di diverse aree rurali. In ogni caso, un po' dappertutto, quello che noi abbiamo potuto riscontrare è un limitato coordinamento della programmazione dello sviluppo locale nei territori rurali e soprattutto tra diversi livelli di pianificazione. Per esempio, chi si occupa di PTRC, piano territoriale regionale di coordinamento, chi si occupa di pianificazione su altri livelli, sempre dello stesso territorio, ma con aree di programma diverse. Non a caso, si diceva prima, la Regione giustamente sta lavorando su un livello di programmazione unitario a livello regionale, perché ci si è resi conto che questo effettivamente è un problema in termini di regia complessiva delle politiche. Perché questo è importante? Faccio solo una brevissima parentesi. Perché se noi parliamo di sviluppo sostenibile, la dimensione della sostenibilità dello sviluppo non è spontanea. Sviluppo sostenibile vuol dire essenzialmente sviluppo guidato. Quindi vuol dire avere una regia regionale particolarmente consapevole di che cosa vuol dire sviluppo sostenibile. Il territorio tende un po' come dire, ad andare a briglie sciolte, un po' riproducendo magari anche modelli di sviluppo più tradizionali, che però sappiamo bene che non sono sostenibili. Non è più sostenibile il modello tradizionale che abbiamo avuto finora. E quindi ragionare in termini di sostenibilità dello sviluppo, Europa 2020, inclusione sociale, eccetera, eccetera, significa sostanzialmente anche riorientare, reindirizzare il modello di sviluppo del territorio in un'altra dimensione. Non c'è sviluppo sostenibile senza governo dello sviluppo. E l'altra dimensione fondamentale da sottolineare è che quando noi parliamo di inclusione sociale, per esempio, ma lo vedremo meglio nella prossima focus area, noi parliamo essenzialmente di crisi del welfare e quindi fondamentalmente della necessità di individuare forme di welfare di comunità.
Ecco perché diventa così importante la dimensione dell'agricoltura, perché l'agricoltura è presente un po' dappertutto a livello regionale, quindi diventa la leva attraverso cui è possibile ricostruire senso di appartenenza alla comunità locale e quindi forme di welfare sociale di comunità. Ecco, questa è un'opportunità. Questa dimensione proprio delle reti di protezione da una parte del patrimonio paesaggistico variamente inteso così come ci arriva dalle normative europee, ma anche dalla forte identità locale che ancora è presente sul territorio, proprio grazie alla presenza e alla radicata cultura contadina che noi abbiamo ancora in Veneto molto forte. Ecco, questo può essere un punto di forza da cui partire, però è una cultura che va riposizionata, che va, se volete, rigenerata, non con una logica di visione del passato, che ovviamente non può tornare, ma con una logica di rilancio, di riscoperta, ridefinizione dell'identità locale. Ecco, dal punto di vista delle minacce, ecco, quello che noi possiamo riscontrare è sicuramente una diffusa urbanizzazione ed espansione delle infrastrutture di trasporto, che sappiamo essere il punto debole dello sviluppo non solo della pianura, in questo caso anche della montagna, riduzione delle risorse pubbliche dedicate perché siamo appunto in una fase di crisi e il peggioramento delle condizioni più complessive dell'ambiente, quindi qualità dell'aria, qualità dell'acqua, qualità del suolo, più in pianura ovviamente che in montagna in questo caso. E quindi anche una, come dire, possibilità di legare la montagna alla pianura con una sorta di complementarietà rispetto a queste diverse, a questo punto, vocazioni, capacità, specificità del territorio. Detto questo, abbiamo provato ad individuare alcuni fabbisogni. Prima di tutto possiamo dire promuovere interventi integrati per la tutela e la gestione del patrimonio naturale, culturale e paesaggistico. Questo è sicuramente un fabbisogno rilevante, anche se deve essere sottolineata la differenziazione tra un contesto e l'altro, cioè tra un territorio, tra un'area rurale e un'altra. Potenziare le reti locali atte a promuovere progetti di valorizzazione territoriale, e qui diventa fondamentale quello che si diceva prima a proposito della necessità di stimolare la domanda, no? Per poter poi raccogliere e ragionare in termini di filiera, no? Di reti, di filiera intersettoriale dal punto di vista della valorizzazione del territorio, e infine supportare la certificazione ambientale. Questo può essere una strategia di sviluppo locale molto interessante, per esempio il marchio d'area, che non vuol dire solo marketing territoriale, attenzione, marchio d'area vuol dire certificazione della qualità dell'ambiente in termini per esempio di sostenibilità o in termini per esempio di cultura o capacità delle istituzioni locali di perseguire in maniera coerente un progetto di sviluppo, cosa che non è assolutamente ovvia visto appunto il contesto un po' come dire in fase di riposizionamento in cui stiamo vivendo. Secondo aspetto, secondo focus area, secondo fabbisogno che abbiamo potuto rilevare è la realizzazione di piccole infrastrutture turistiche e ricreative. Questo può essere sicuramente un modo per come dire, valorizzare anche quello che viene fatto a livello territoriale, dalle piste ciclabili ma anche i bici grill per esempio, no? Che rendono possibile proprio la fruibilità, no? degli spazi e dei luoghi, la segnaletica, e quindi non le piste ciclabili punto e basta, ma tutto quello che serve al ciclista che vuole accompagnare, che vuole visitare certi luoghi e ha bisogno ovviamente di tutta una serie di servizi intorno. Promuovere attività culturali e ricreative che devono essere localizzate, per esempio su questo abbiamo notato che è particolarmente significativo il ruolo delle biblioteche, soprattutto delle biblioteche pubbliche in alcune realtà comunali, effettivamente riescono a svolgere una funzione di aggregazione sociale e di informazione per la popolazione residente, oltre che per i turisti, che diventa particolarmente significativo. Supportare l'integrazione e il raccordo tra i diversi strumenti di programmazione dello sviluppo locale e della pianificazione territoriale. Questo è il punto che abbiamo visto essere uno dei punti, diciamo, che accompagna sempre in realtà
l'analisi che abbiamo fatto. Secondo punto, stimolare lo sviluppo nelle zone rurali relativamente alla qualità della vita e al capitale sociale nelle reti rurali. Qua ci avviciniamo a quello che provavo a dire prima a proposito del welfare locale. Il punto fondamentale, credo, di questa sezione riguarda proprio la dimensione se volete, del passaggio dalla dimensione della crisi del welfare state. Non c'è niente da fare, lo Stato sociale non è più è in crisi, non è sostenibile, va trasformato, riorganizzato, e in questa dimensione, in questo processo, il welfare locale in termini di welfare di comunità diventa una possibile alternativa, una possibile soluzione. Il Veneto da questo punto di vista ha molto da dire, ha molto da proporre. Ci sono sicuramente dei punti di forza molto importanti su questo fronte. Intanto il crescente numero di cooperative sociali, l'incremento dell'occupazione femminile in seguito appunto a questa forma di diversificazione dell'economia, esperienze di diversificazione appunto nelle aziende agricole che vanno non solo dagli agriturismi, come si diceva, ma anche dalle fattorie sociali, le fattorie didattiche, le agrinido, che in realtà non sono aziende agricole secondo la normativa regionale, adesso sono altri tipi di aziende non agricole, ma che però comunque si collegano fortemente con la dimensione rurale. E poi soprattutto l'interesse crescente da parte del settore non profit per l'avvio di servizi socioassistenziali volti appunto a dare una risposta occupazionale. Se l'obiettivo è l'occupabilità, non c'è dubbio che questa dimensione del welfare locale può diventare una chiave di volta molto significativa per lo sviluppo del territorio. Quali sono i punti di debolezza? Sicuramente l'indice di invecchiamento, di dipendenza della popolazione che è in aumento soprattutto in alcune aree, la carenza di servizi per la popolazione nelle aree soprattutto periferiche, notevole dispersione della popolazione sul territorio soprattutto nelle aree con problemi di sviluppo e elevato tasso di disoccupazione giovanile. In tutto questo appunto la risposta che il welfare locale può dare attraverso questa dimensione del miglioramento della qualità della vita del capitale sociale nelle aree rurali diventa particolarmente significativo. L'opportunità, sicuramente la nuova normativa regionale sull'agricoltura sociale è una grossa opportunità, bisognerà vedere come viene indirizzata e raccordata con la politica agricola, in questo caso per lo sviluppo rurale. La richiesta di servizi socioassistenziali innovativi da parte degli utenti, soprattutto non solo quelli veneti ma anche quelli provenienti da altre regioni, il che significa che la regione Veneto da questo punto di vista è un po' all'avanguardia rispetto a questa specificità. E poi nuove politiche nazionali per le aree interne, questo è un filone adesso in fase di strutturazione e di articolazione su cui magari noi dedicheremo come Università di Padova uno spazio in settembre nella nostra Summer School, e il Forum Nazionale di Agricoltura Sociale. Tutto questo in sostanza tende a valorizzare in particolare quello che si chiama il capitale sociale. Cosa vuol dire? Vuol dire i beni relazionali, cioè la capacità di condividere percorsi di sviluppo e di fare sistema, si dice più genericamente, ma il bene relazionale è qualcosa di particolarmente importante perché significa anche parlare un linguaggio in qualche modo condiviso che ti permette di crescere insieme, di evolverti in una certa direzione. Quindi in questo senso l'approccio leader è particolarmente significativo perché va proprio nella direzione di costruzione di reti cooperative pubblico-private, per esempio a livello territoriale. Le minacce, sicuramente la tendenza allo spopolamento abbiamo visto, soprattutto in alcune aree, riduzione delle risorse pubbliche abbiamo visto anche qua, il crescente rischio di esclusione sociale e povertà, soprattutto in alcune aree, quelle più periferiche, e il reddito che va diminuendo in alcune realtà più che in altre. I fabbisogni che abbiamo potuto individuare attraverso questa dimensione riguarda sicuramente la necessità di potenziare servizi locali,
Le politiche locali di sviluppo servono essenzialmente per produrre beni e servizi locali. Quindi è questo l'obiettivo fondamentale. Ovviamente servizi locali adeguati al contesto. Non tutte le aree rurali hanno bisogno dello stesso tipo di servizi, perché le realtà e le problematiche sono differenti. Servizi alla persona, come si diceva, quindi welfare locale, servizi sociali, socioassistenziali, in particolare per il target minori, anziani, disabili, che sono particolarmente a rischio, servizi di mobilità, di commercio e di vicinato, che poi riguardano in particolare il tema della filiera corta. In questo caso sì che è particolarmente importante. Per esempio in alcune realtà montane del sud Italia la filiera corta è stata in grado, per esempio, di rimettere in moto l'economia locale. La filiera corta è stata, per esempio, costruita mettendo in rete le mense scolastiche delle scuole pubbliche, delle scuole elementari e medie, con l'agricoltura locale, con le aziende locali, e questo ha potuto mettere in moto tutta una serie di, ovviamente, sinergie che hanno favorito l'attività e rimesso in moto l'economia locale. Questo vuol dire commercio di vicinato, quindi anche filiera corta. Promuovere l'innovazione sociale, come abbiamo visto col tema delle fattorie didattiche, fattorie sociali e servizi generalmente integrati, e la promozione quindi di azioni di sistema che abbiano al centro come obiettivo lo sviluppo del territorio, che poi questo debba essere ovviamente raccordato con le specificità di quel particolare territorio. È un po' un problema che va visto di volta in volta. Ecco, il tema della governance dello sviluppo locale, questo è un tema, come dire, ampio. Possiamo sintetizzarlo in questa slide individuando alcuni elementi che conosciamo, in parte ci stiamo lavorando anche come università, oltre che come regione, tutto il tema del riordino territoriale. Sappiamo bene, soprattutto se sviluppo rurale vuol dire piccoli comuni, i piccoli comuni sotto i 5.000 abitanti oggi sono obbligati ad associarsi per la gestione dei servizi pubblici locali. Quindi questo sta modificando fortemente di fatto e può costituire un punto di forza, perché finalmente ci si rende conto che il piccolo non è più tanto bello, bisogna raggiungere soglie critiche, masse critiche significative per poter erogare servizi di qualità. Quindi la presenza di strumenti di gestione associata di servizi, le comunità montane che si devono trasformare in unioni di comuni montani, sappiamo bene che non è tutto così banale, così semplice, ci sono tutta una serie di difficoltà in questo, però è un processo in corso di programmazione integrata e decentrata dello sviluppo, come le intese programmatiche d'area, che sono uno strumento specificamente veneto di programmazione dello sviluppo. Questi sono elementi che vanno considerati di fatto come un punto di forza, perché è un'azione di policy che si sta realizzando a livello regionale. L'avvio di iniziative a forte valore innovativo, per esempio, pensate Montagna Veneta 2020, il coordinamento dei GAL, quindi forme comunque di coordinamento dal basso che propongono alla Regione forme, letture intanto del territorio e dei fabbisogni, che è particolarmente importante per le specificità dei territori e vanno nella direzione che dicevo prima. E poi il progressivo miglioramento delle attività di comunicazione a livello regionale e a livello locale. Si sta lavorando, è un lavoro lento, però in qualche modo questo è un processo in corso di cui bisogna dare atto, è un percorso che si sta svolgendo e che speriamo possa produrre i risultati attesi in termini di miglior coordinamento, in termini di politiche di sviluppo. Quali sono i punti di debolezza? Beh, sicuramente la limitata capacità di ascolto del territorio da parte soprattutto di alcuni enti istituzionali, la mancanza di coordinamento tra i diversi livelli territoriali che producono criticità nella programmazione ancora, lunga durata e bassa efficacia delle procedure di attuazione di alcuni programmi per un problema di burocratizzazione,
e la scarsa conoscenza dei criteri rispondenti alle procedure FEAS dell'approccio leader a livello locale. Su questo c'è ancora un lavoro di informazione importante da fare. Tra le opportunità, i piani di riordino territoriale regionale, il coordinamento tra gli strumenti di gestione dei servizi e di programmazione territoriale, i programmi di cooperazione territoriale europei, che sono comunque un punto di riferimento a cui tutti gli attori devono fare riferimento. Ecco, sulle minacce, soltanto 2 parole. La ridondanza strategica degli strumenti di programmazione territoriale, di pianificazione settoriale e gestione dei servizi richiama un problema importante, che è quello della sostenibilità istituzionale. Sostenibilità non vuol dire soltanto ambiente, aria, acqua e natura, ma vuol dire anche governo dei processi di sviluppo, quindi vuol dire anche sostenibilità istituzionale. Ragionare quindi con una ridondanza in termini di diversa compresenza di livelli di programmazione sullo stesso territorio, nella gestione per esempio dell'acqua piuttosto che della polizia locale, cioè diverse partizioni dello stesso territorio per gestire servizi differenti, di fatto crea una sorta di difficoltà, chiamiamola così, istituzionale in termini di coordinamento. E poi un elevato numero di soggetti coinvolti e di membership sovrapposta presso le diverse forme di governance locale. Anche questo è un problema di sostenibilità istituzionale che deve essere affrontato in termini di semplificazione e di razionalizzazione di queste dimensioni della governance locale. In sostanza manca una regia sovralocale che garantisca il coordinamento e la complementarietà dalle diverse forme di governance in termini di politiche integrate di sviluppo. Perché? Perché il concetto di politiche integrate di sviluppo è un cambiamento di paradigma. Bisogna uscire dalla logica settoriale delle politiche, la politica agricola, la politica del turismo, la politica dei servizi sociali, e ragionare in termini di politiche integrate per il territorio. Questo è un cambiamento facile a dirsi, ma complicatissimo a farsi, perché tutta l'organizzazione, tutto il modello organizzativo è ancora fatto per assessorati, per direzioni, e quindi di conseguenza ragionare in termini integrati ha questo problema fondamentale da risolvere in termini di governance dello sviluppo locale. Allora, i fabbisogni che possiamo individuare a partire da queste difficoltà, quali sono? Sicuramente promuovere l'efficacia della programmazione, ma sembra ovvio. Cosa vuol dire promuovere l'efficacia della programmazione? Significa essenzialmente avere una cultura della programmazione. Avere una cultura della programmazione che vuol dire? Vuol dire fondamentalmente credere nel fatto che la programmazione sia utile, abbia un senso. Questo non solo da parte della regione, ma anche e soprattutto da parte degli attori locali, delle associazioni di rappresentanza degli interessi, che probabilmente hanno ancora, giustamente, dal loro punto di vista, una visione molto settoriale, perché da lì sono nati e quello difendono. Però il riposizionamento degli attori sul territorio in termini di politiche integrate deve essere di tutti, altrimenti non funziona il meccanismo, non funziona proprio la governance locale. L'azione di capacity building e di formazione e consulenza, questo è importante perché la formazione è la chiave di volta di questo cambiamento. Noi non possiamo pensare a un cambiamento della governance dello sviluppo se non c'è un cambiamento culturale degli attori, cioè uscire da una visione corporativa e individualistica di difesa di interessi particolari di settore e ragionare con una logica di tutela degli interessi di un territorio, che ovviamente deve essere fatta con un'apertura un po' diversa rispetto alle difese di orticelli particolari. Ecco, questo vuol dire management di rete, cioè ragionare in termini di capacità di attivare reti pubbliche e private di sviluppo che abbiano come obiettivo condiviso lo sviluppo del territorio, che sia l'area montana, che sia l'area di pianura. Ovviamente ogni territorio è diverso dall'altro e gli attori sono diversi, ma il problema rimane lo stesso, cioè rimane essenzialmente un problema culturale. E se non c'è un investimento preciso sulla formazione di questi, le chiamavamo figure cerniera, no? Diventa tutto quello che stiamo dicendo, rimane un po' un bel discorso, però difficilmente praticabile di fatto. È un lavoro lungo, l'Unione Europea sta puntando molto su questo cambiamento, bisogna crederci ovviamente.
Infine, promozione e diffusione di buone pratiche e di cooperazione multiattore e multilivello. Questo può essere una strategia importante da parte della Regione. Non solo promuovere le buone pratiche, promuovere la diffusione, ma riconoscerle, individuarle le buone pratiche, incentivarle. I GAL non sono tutti uguali, c'è niente da dire, come le unioni dei comuni non sono tutti uguali, come le IPA non sono tutti uguali, per forza, perché dipende tutto dalle persone, dipende tutto dalla capacità poi di fare effettivamente il lavoro di rete. Non basta essere un GAL per dire che si fa lavoro di rete, bisogna andare a vedere sul concreto come si lavora e che cosa si produce. Allora, l'individuazione delle buone pratiche, gli incentivi dati alle buone pratiche sono la chiave di volta importante per fare passi avanti. Allora poi i nostri valutatori individueranno queste buone pratiche e saranno in grado anche di darci dei segnali, delle indicazioni su come procedere. Grazie. Nicoletta per la terza parte. Buongiorno a tutti. Allora, ancora soli 10 minuti di attenzione per vedere, penso che siate un po' provati visto la densità dei contenuti della mattinata e degli ultimi interventi. In questi 10 minuti cercherò di fare il punto sull'analisi che stiamo conducendo su quest'ultima focus area della priorità 6, che è quella dedicata alla promozione dell'accesso e dell'uso di internet, delle tecnologie di comunicazione e informazione nei territori rurali. Per sottolineare l'importanza che quanto internet stia diventando importante ultimamente, come hanno già fatto gli altri relatori e anche l'assessore questa mattina, ci tenevo a ricordarvi che in alcuni paesi europei l'accesso ad internet è diventato addirittura uno dei diritti costituzionali, cioè la Costituzione è stata modificata per inserire l'accesso ad internet tra i diritti fondamentali che dobbiamo essere in grado di garantire a tutti quanti i cittadini. Allora, internet è uno strumento potentissimo, come tutti sappiamo, perché offre maggiori opportunità di informazione, ma non solo, offre maggiori opportunità di condivisione, offre maggiori opportunità di partecipazione. Quindi è uno strumento per lo sviluppo economico, ma anche di partecipazione alla vita sociale, culturale e non ultimo anche, come viene segnalato, come strumento di crescita individuale della persona. Per questo motivo è stato inserito anche, c'è un'apposita focus area adesso dedicata e la troviamo nella nuova programmazione. Nella nuova programmazione troviamo anche delle azioni che vengono suggerite, vengono proposte per riuscire ad arrivare all'obiettivo di promuovere l'utilizzo e l'accesso, prima l'accesso e poi l'utilizzo di internet. In questa slide vengono brevemente riassunte tutte queste azioni, alcune le azioni che vengono proposte, che vengono indicate dalla programmazione europea, alcune di queste sono trasversali anche ad altre priorità e ad altre focus area, quella indicata in grassetto invece è specificatamente dedicata a questa focus area e lì leggendola vediamo che secondo le indicazioni dell'Unione Europea per promuovere l'accesso e l'utilizzo in internet bisogna investire, bisogna impegnarsi da un lato per cercare di creare e potenziare l'infrastruttura a banda larga, cioè a un accesso ad internet veloce, ma dall'altro però bisogna anche investire e impegnarsi per cercare di promuovere soluzioni, creare soluzioni di e-government e applicativi, quindi lavorare sostanzialmente su due fronti distinti. A che punto siamo nella Regione Veneto? Come ci collochiamo rispetto all'accesso e l'utilizzo di internet nella nostra regione? Allora, prima parlerò dell'accesso e poi parlerò dell'utilizzo. Per quanto riguarda l'utilizzo, vediamo subito da questa slide che abbiamo inserito nella nostra analisi tre punti di forza: la rete a banda larga di base ormai completa e il potenziamento che è avvenuto negli ultimi mesi, oserei dire, della dotazione infrastrutturale in fibra ottica. Questo si scontra un po', per chi è stato attento, con quello che è stato detto precedentemente nella
presentazione molto veloce rispetto alla banda larga dei valutatori, nella quale si diceva che siamo in ritardo rispetto agli obiettivi della scorsa programmazione. Sicuramente siamo in ritardo, però i dati che venivano mostrati in quella slide non erano aggiornatissimi. Negli ultimi mesi la situazione è radicalmente cambiata e i cantieri sono stati chiusi. Invito tutti quanti ad andare a vedere il rapporto che verrà pubblicato, perché ci sono i dati più aggiornati e ormai la situazione è molto diversa. Siamo ad un livello di copertura che raggiunge quasi il 95%. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che in questi ultimi in tempi recentissimi si sono, attraverso un intervento diretto del pubblico, si è cercata di colmare anche nella regione Veneto quella differenza che ci si era creata tra le aree urbanizzate, nelle quali gli operatori avevano investito e avevano creato la dotazione infrastrutturale per un accesso a internet veloce. Con l'intervento pubblico si è cercato di investire nelle aree invece che erano rimaste scoperte, quelle che l'assessore stamattina aveva nominato a fallimento di mercato, che vengono anche chiamate aree bianche o aree grigie, nelle quali non ci sono tanti potenziali utenti e quindi non c'è un immediato ritorno economico e quindi per un operatore è più difficile investire. In queste aree fino a poco tempo fa, fino a 2 anni fa, un accesso ad internet ad una banda larga veloce sarebbe stato impensabile. Invece negli ultimi mesi, attraverso il finanziamento e il lavoro congiunto, attraverso il finanziamento pubblico e l'avvio di numerosi cantieri, parti dei quali sono già stati chiusi, si è cercato di colmare questo divario. Quindi sicuramente per quanto riguarda la dotazione di banda larga, diciamo che la collocazione della Regione Veneto in questo momento è abbastanza positiva. Certamente rimane ancora di potenziare, anche perché l'intervento pubblico non ha riguardato tutta la rete. Nei territori appunto a fallimento di mercato bianco e grigi, l'intervento pubblico ha riguardato la rete cosiddetta di backhauling, vuol dire la rete centrale, quella che collega le dorsali, si chiamano, alle centraline di trasmissioni. Questa non è la rete di accesso, è composta di 2 parti, questa parte chiamiamola principale e delle reti invece più periferiche, cioè quelle che vanno dai nodi di trasmissioni alle singole case. Quindi anche su questo fronte rimane ancora da lavorare, perché mancano il collegamento che permetterebbe un collegamento di tutte le famiglie ad internet veloce, ma anche il collegamento tra i nodi di trasmissioni e le case. Però questo è sicuramente un intervento molto più meno consistenti in termini economici, in termini di risorse, di quello che è già stato fatto. Allora per questo motivo noi abbiamo inserito la banda larga tra il livello di copertura di banda larga della Regione Veneto tra i punti di forza. È certamente da potenziare, è certamente da completare, però il grosso del lavoro si sta realizzando e probabilmente verrà completato entro la fine del 2014. Questo per quanto riguarda la dotazione infrastrutturale, cioè per quanto riguarda l'accesso ad internet. Per quanto riguarda invece l'utilizzo di internet, che cosa possiamo dire della Regione Veneto? Allora, la Regione Veneto, se noi guardiamo i dati statistici rispetto all'utilizzo di internet, si colloca tra le regioni italiane che sono caratterizzate da un maggiore utilizzo, e questo ci potrebbe far concludere che la situazione poi non è così negativa. Ma se noi andiamo a confrontare l'utilizzo di internet da parte dei cittadini veneti con quello degli altri paesi europei, invece lì vediamo che ci sono degli ampi margini di miglioramento. Nel confronto con gli altri paesi europei e soprattutto con i nuovi
obiettivi posti dalla programmazione da Europa 2020, vediamo che i margini di miglioramento sono amplissimi e denotiamo di fatto una scarsa propensione all'utilizzo di internet da parte dei cittadini veneti, che interessa soprattutto alcune fasce d'età, le fasce d'età anziane, ma non solo da parte dei cittadini, anche da parte delle imprese, in particolare le piccole imprese, quelle con meno di 10 addetti, uno scarso utilizzo di internet da parte delle aziende agricole e uno scarso utilizzo di internet anche da parte purtroppo di alcuni soggetti della pubblica amministrazione. Questi sono quindi rispetto alla propensione all'utilizzo di internet c'è molto da lavorare, perché questa propensione che deve essere aumentata questa scarsa propensione non è dovuta a motivi essenzialmente di tipo tecnici, cioè il motivo per cui molte persone non utilizzano ancora questo strumento non è dovuto al fatto che manca l'accesso a banda larga. Quello poteva essere e potrà essere uno dei motivi, ma poi ci sono anche delle problematiche legate alla mancanza di competenze e anche a delle resistenze culturali. Molte persone non accedono ad internet perché non lo sanno fare, e queste sono mancanza di competenze o quella che si chiama alfabetizzazione digitale. Altre persone non accedono a internet o sono restie ad utilizzarlo perché lo temono, perché pensano che non si assicurano o pensano di non averne bisogno. Quindi accanto a motivazioni del tipo non ho la possibilità perché non c'è l'accesso alla banda larga, ci sono anche motivazioni del tipo non lo uso perché non lo so usare, ma anche non lo uso perché non è sicuro, perché mi spaventa, perché non mi fido, grazie, e anche perché posso farne a meno, perché non ne ho bisogno. Su questo quindi c'è molto da lavorare, anche su questo mi sento di dire che molto è stato fatto nella regione. Qui sono elencati alcuni dei progetti, ma nel rapporto di analisi troverete tutti quanti i progetti che sono stati realizzati nella Regione Veneto per la promozione dell'utilizzo di internet, ma non solo quelli che sono già stati realizzati, ma troverete anche quelli che vengono programmati, che sono stati programmati nella nuova agenda digitale. Che vi invito tutti quanti ad andare a consultare nell'agenda digitale della Regione Veneto, che è stata approvata a fine maggio, giusto? È stata approvata a fine maggio. Trovate un ricchissimo elenco di progetti mirati proprio a promuovere l'utilizzo di internet. Qui il problema sarà quello di riuscire a far partecipare tutti i soggetti, anche quelli che hanno meno risorse, a questi progetti, in modo da riuscire veramente a fare nostro questo strumento. Una situazione, quindi l'agenda digitale della Regione Veneto, che vi invito di nuovo ad andare a visionare, rappresenta certamente su questo fronte uno dei punti di forza fondamentali su cui lavorare. Una situazione analoga la troviamo anche per quanto riguarda l'e-commerce. Ci sono si rileva una vera e propria difficoltà da parte dei veneti ad acquistare e a vendere, a utilizzare internet come strumento per acquistare e vendere. Solo il 19% delle famiglie che risiedono in Veneto dichiara di acquistare attraverso questo strumento, e gli obiettivi dell'Unione Europea sono un bel più alti, stabiliscono un target del 50%, dal quale ovviamente siamo molto lontani. Anche su questo fronte sarà necessario lavorare, ci sono dei margini di miglioramento, anche perché qui il rischio è molto elevato. Si rischia di rimanere esclusi da un mercato in fortissima espansione, cioè da un mercato che ha delle potenzialità enormi. Quindi per quanto riguarda l'e-commerce sicuramente è necessario investire in progettualità che stimolino l'utilizzo. Anche su questo è presente ancora una volta
l'agenda digitale, che ha proposto degli progetti specifici, e rispetto all'agenda digitale ci tenevo a sottolineare che il ruolo è fondamentale, anche perché con un programma così fitto, articolato e specifico è uno strumento che permette di tenere sotto controllo il rischio di andare a fare interventi duplicati o di lasciare scoperti altri contenuti, cioè permette di coordinare tutte le varie risorse che verranno investite in questo tema. Il ruolo fondamentale per quanto riguarda il coinvolgimento dei territori rurali sarà quello di cercare di sostenere i soggetti che visiedono in questi territori, quelli che magari hanno meno risorse e maggiori difficoltà a partecipare a tutti i progetti che vengono proposti. Beh, abbiamo completato la presentazione. Naturalmente adesso si passa alla parte, diciamo, di condivisione di questi risultati con il partenariato, quindi, diciamo, aspettiamo le vostre sollecitazioni. Grazie. Allora sicuramente dopo questo quinto incontro abbiamo imparato bene tutti le matrici, le cose su cui lavoriamo, e credo che questo sia un punto importante, perché il metodo di lavoro, come avete visto, è stato attentamente standardizzato anche con la condivisione con i diversi gruppi di lavoro. Non so se qualcuno abbia già qualche richiesta o osservazione da fare, visto che siamo a caldo prima dell'ultimissimo intervento che riguarda un po' alcuni aspetti operativi, quindi provo a lanciare una prima ipotesi di magari richiesta di qualche chiarimento di osservazione, se già è emerso qualcosa nella platea. Vabbè, allora la riflessione merita qualche momento più prolungato. Era per evitare magari appunto che anche la tempistica rendesse impossibile a qualcuno poter intervenire. Allora, detto questo, vediamo con l'ultimo, diciamo, intervento strutturato della giornata, dopo le conclusioni che saranno portate da Pietro Cecchinato, dall'autorità di gestione. Finita la presentazione del lavoro che è stato fatto fino adesso, qual è la modalità, quali sono le modalità, quali sono i mezzi per poter intervenire e partecipare. Abbiamo cercato di rendere la cosa il più semplice possibile, compatibilmente con la complessità del metodo, che vi sarete reso conto non è propriamente semplice, quindi l'attenzione viene fissata sui fabbisogni. Ripeto, troverete in linea, li stiamo inserendo via via per le varie priorità, il documento di analisi che spiega un po' la situazione e fa emergere i punti di forza, di debolezza, opportunità, minacce. Questi ovviamente devono essere sempre supportati da delle evidenze statistiche, insomma, no? Cioè un punto di forza non è che nasce da una sensazione, un punto di forza o di debolezza nasce da un'evidenza rilevata attraverso dei dati. Sulla base di questo, mettendo insieme in quella riquadro che abbiamo visto in quella matrice le varie collegamenti tra questi quattro aspetti, si tenta di far emergere i fabbisogni. Chiaramente le combinazioni poi possono essere anche diverse. Allora partiamo dai fabbisogni, proprio per evitare di rimescolare il tutto, perché diventerebbe assolutamente impossibile con i tempi che necessariamente ci diamo. Partiamo dai fabbisogni, e quindi chi vorrà interloquire partirà da quelli dicendo: questo va aggiustato, questo probabilmente non c'è, ne manca uno, e nel fare questo ovviamente la proposta deve essere accompagnata o dal rilievo di evidenze già presenti nell'analisi che è già stata fatta e che magari non sono state trasferite
a livello di fabbisogni, oppure apportando qualche ulteriore informazione che in questo momento è sfuggita o comunque è stata considerata non principale in questa fase di analisi. Quindi questo è il metodo, non spaventiamoci, è un metodo abbastanza nuovo che fa qualche passo avanti rispetto alla precedente, ma che prosegue il modello di format che avevamo già usato appunto nel 2007. Vediamo Stefano Barbieri che ci dà qualche ulteriore elemento proprio sulle modalità operative. Sì, grazie. Allora, proprio le istruzioni per l'uso, per come arrivare a fare le osservazioni. Ovviamente in questo momento mi rivolgo sia a tutti voi che siete in sala o siete in streaming, che quindi potete partecipare visionando le osservazioni che il partenariato individuato specificatamente dalla Regione potrà invece esprimere direttamente attraverso il sistema che adesso andiamo a presentare, che peraltro abbiamo già anticipato ampiamente nei precedenti incontri. Ricordo che tutto parte, il percorso parte da www.piave.veneto.it, dove avete una sezione dedicata appunto al PSR 2014-2020. Qui trovate in particolare una sezione dove ci sarà tutto il calendario delle iniziative, perché ricordiamo che siamo solo all'inizio del percorso, nonostante abbiamo già fatto buoni passi, e trovate anche tutti i materiali degli incontri precedenti o degli incontri o di questo, come anche di questo incontro. In un'altra pagina trovate invece i documenti per la consultazione, che sono invece dei documenti diversi, cioè sono, come appena detto, tutta l'analisi nella prima fase, in questa fase che stiamo affrontando, sono l'analisi di contesto, l'analisi SWOT e poi i fabbisogni. Per ogni priorità o gruppo di priorità trovate questi due documenti, che sono i documenti oggetto di osservazione, in particolare il secondo, cioè i fabbisogni. Da qui si accede alla vera e propria area web dedicata alla consultazione, che è divisa in due sezioni: una sezione pubblica, quindi di libero accesso a tutti, nella quale scegliendo la fase di consultazione nel momento attiva, in questo momento siamo nella fase 1, cioè dei fabbisogni, ma ricordo che è solo la prima fase del percorso che ci porterà fino alla fine dell'anno, e qui scegliendo la priorità e la focus area trovate l'elencazione dei fabbisogni, titolo e breve descrizione, e trovate, ora è appena iniziato quindi non ce ne sono ancora, le osservazioni che i vari partner hanno espresso, perché tutte le osservazioni saranno rese pubbliche con firma data. La seconda parte di quest'area qui è un'area riservata invece ai partner nominalmente individuati dalla Giunta regionale, quasi un centinaio di soggetti, una settantina oltre hanno già ricevuto con una lettera dell'assessore le credenziali per poter accedere a quest'area. Vi si accede con un nome utente che è l'email che è stata individuata di quel soggetto e una password. In quest'area qui ricordo poi c'è una parte di istruzioni che vi ricorda come fare, diciamo, è molto semplice, però insomma è sempre opportuno specificare, e poi vi rimanda a quelle pagine precedenti dove c'è tutta la documentazione che è la vera documentazione oggetto di consultazione. Una volta entrati, benvenuti, e vi si dà il vostro riferimento, scegliete anche qui la fase di consultazione a cui dovete accedere e ovviamente scegliendo priorità focus area vedete il fabbisogno, e sotto ogni fabbisogno c'è un box di testo libero
in cui potete scrivere o copia e incolla un testo di commento, di osservazione che il partner vuole esprimere e lo invia e semplicemente in questo modo poi riceverà una mail di conferma di avvenuto trasmissione. La stessa cosa può essere fatta per se il partner, se valutate che i fabbisogni che sono stati espressi dai gruppi di lavoro non sono sufficienti, non sono adeguati, non completano le esigenze e quindi c'è la volontà di esprimerne uno nuovo e quindi si può indicarlo con la stessa procedura. Dicevo appunto che appena il partner ha inviato il commento, l'osservazione, riceve una mail di conferma che riporta anche il testo per verificare, per poter magari verificare che si è scritto quello che effettivamente si voleva inviare, che magari ci sia stato un errore o meno. Dopodiché questo c'è solo un filtro, diciamo, puramente che evita l'inserimento errato, diciamo, magari, o degli invii errati da parte della regione, che pubblica, quindi rende pubblico il documento, quindi la pubblicazione non è, attenzione, non sarà immediata come l'avete inserito, dopo 2 secondi lo vedete nella parte pubblica, ma avverrà dopo un giorno, insomma, tempo tecnico al funzionario regionale di renderlo pubblico, insomma, è solo però attenzione, questo non è un filtro di valutazione del contenuto, attenzione. Dopodiché l'osservazione entrerà nel procedimento di valutazione che coinvolgerà anche i gruppi di lavoro che hanno partecipato alla elaborazione delle analisi e quindi poi parteciperà alla costruzione del documento finale. Questo è tutto, come vedete, delle informazioni abbastanza semplici, anche la procedura credo abbastanza semplice, potrà sembrare proceduralizzata, ingabbiata, che segue alcuni percorsi guidati, però insomma credo che sia necessario per renderla e rispondere quindi anche alle indicazioni della Comunità Europea, ma comunque per rispondere a dei principi che credo che siano ampiamente condivisibili di tracciabilità e di trasparenza anche del percorso di questo processo di partecipazione, e quindi buona consultazione. Grazie Barbieri. Allora mi pare che c'è una grande occasione per smentire alcune cose dette poco fa, cioè che le amministrazioni usano molto internet nel Veneto, soprattutto la nostra, e che i cittadini del Veneto non sono resistenti ad internet e quindi partecipano a queste consultazioni. Se perdiamo anche questa, vabbè, insomma, la prossima valutazione è giusto che ci dicano, che ripetano che questo è così, ma poi non lamentiamoci. Quindi noi abbiamo fatto per il momento una parte, adesso la parte più consistente, più importante è la vostra. Io direi che possiamo passare alle conclusioni, se il dottor Cecchinato ritiene di poterci dare il suo contributo e soprattutto magari anche dando comunicazione, forse, che ci siamo. Buongiorno, conclusioni, ma non è che sia necessario, dopo una giornata di questo tipo, no, così intensa e così con tanti spunti e tanti elementi, non è certamente il caso di cercare di chiudere tutto, no? Anzi direi che proprio la volontà è quella di lasciare il più possibile aperto alle vostre reazioni, diciamo così, rispetto a questa giornata e gli stimoli che ci sono stati dati, tanti e interessanti, lasciare aperto la porta, diciamo così, ai vostre reazioni, alle vostre risposte.
Volevo, a proposito di quest'ultimo aspetto della consultazione, confermare che con la deliberazione 1383 di ieri la Giunta regionale ha ufficialmente, diciamo così, approvato l'avvio della procedura di consultazione, formalmente approvato l'avvio della procedura di consultazione, ma soprattutto ha fissato tutta una serie di principi rispetto alla consultazione del partenariato che ovviamente riprendono, attualizzano quelli che sono i principi generali ma necessariamente un po' astratti del codice di condotta del partenariato, che è quel documento, diciamo così, non ancora formalmente approvato dalla Commissione, siamo ancora a livello di documento della Commissione, ma che già contiene i principi base, insomma, della partecipazione del partenariato alla costruzione dei nuovi programmi operativi regionali, compreso il programma di sviluppo rurale. All'allegato alla delibera c'è un elenco di soggetti, non è un elenco chiuso, è un elenco aperto, nel senso che innanzitutto abbiamo valorizzato, è stato valorizzato già quello che c'è ufficialmente perché approvato dalla Giunta regionale, a livello regionale, del partenariato, e quindi i vari partenariati che già per legge o per atti amministrativi precedenti sono stati approvati da parte della Giunta regionale o addirittura appunto dal Consiglio regionale con una legge. Quindi abbiamo valorizzato intanto questi soggetti, abbiamo cercato di rispettare un principio di anche ampiezza, di rappresentatività e di ampiezza. Vedrete che la delibera cerca anche, leggetevi anche magari la parte narrativa, quella di giustificazione, insomma, diciamo, dell'atto, vedrete che si è cercato di dare ragione di tutta una serie di scelte che inevitabilmente sono state anche fatte. Direi che tanti ragionamenti che abbiamo sentito oggi, no, che riguardano il fatto dell'integrazione, della cooperazione, eccetera, cominciano anche da come noi chiediamo e pensiamo un partenariato efficiente ed efficace e che ci sorregge e supporta nelle scelte. Un partenariato che riesce a fare anch'esso stesso sistema, come è stato più volte richiamato oggi. Allora, invece che cercare di chiudere, diciamo così, il percorso che abbiamo fatto oggi, sarebbe forse inopportuno, secondo me, perché di tutte le giornate questa sicuramente è quella che ha il finale più aperto, no? Non è una giornata, questo mi fa piacere che l'assessore abbia ribadito, non è una giornata, non è una priorità diciamo residuale, ma è una priorità che fa un po', agisce come la prima, diciamo così, su quello che è il sistema complessivo, e quindi è una priorità molto importante questa. Noi attribuiamo una grossa importanza a questa priorità proprio per il fatto, e quindi agli interventi che poi verranno fatti con questa priorità, proprio per il fatto che come la priorità 1, quella sull'innovazione, sul trasferimento di conoscenze, sulla formazione, che anche oggi è stata più volte richiamata, è una priorità, diciamo così, di sistema, che agisce sul sistema complessivo del rurale e quindi dà corpo a una soluzione anche dei nostri problemi, delle nostre criticità o delle opportunità di sviluppo, dà corpo attraverso azioni appunto integrate. Allora volevo così solo, anche per completare un po' l'informazione prima delle ferie, darvi ragione un po' anche di quella che è la situazione a livello europeo e nazionale rispetto ad aggiornamenti, diciamo così, che ci sono stati dati in una riunione, in un paio di riunioni di coordinamento che abbiamo fatto proprio lunedì. Allora, come sapete c'è stato l'accordo a livello europeo a fine giugno. Questo accordo tra Consiglio,
Parlamento e Commissione europea ha ancora qualche punto da definire in realtà. Parlo soprattutto della PAC in questo caso, e quindi dei 4 regolamenti che riguardano i pagamenti diretti, le OCM, lo sviluppo rurale e il regolamento poi comune, insomma, no? Quello che definisce poi le modalità di pagamento e le aree comuni di degli altri 3 regolamenti. Ci sono ancora dei punti, diciamo così, che vanno definiti e che sono stati lasciati non conclusi, però diciamo che nei primi mesi dell'autunno, quindi tra settembre e ottobre, questi punti verranno chiariti, definiti, decisi, e la pubblicazione definitiva, allora ovviamente ci saranno dei testi che in questo momento sono top secret, non li ha nessuno in realtà i testi che girano sono testi che hanno preceduto l'accordo e quindi sono anche poco affidabili, neanche noi ci fidiamo più di tanto a prenderli in considerazione. Preferiamo restare, come avete visto oggi, sui testi, diciamo così, consolidati prima dell'accordo da parte della Commissione europea. I testi cominceranno a girare probabilmente verso ottobre-novembre e la pubblicazione avverrà presumibilmente non prima di gennaio. Questo è per quanto riguarda, diciamo così, l'ufficialità. Allora, questo voglio dire ci complica la vita, perché l'accordo di giugno è un accordo che ha inciso anche sullo sviluppo rurale, in particolare su alcune priorità, penso soprattutto alle priorità, diciamo, più rivolte all'impresa agricola. Ci sono state delle significative modifiche rispetto e anche di impostazione, no? Proprio perché ragionando sulle priorità chiaramente si agisce non tanto e non solo sul testo dell'articolo, della misura, ma si agisce proprio sull'impostazione, sulla strategia, no? Che in qualche maniera l'Unione Europea ci detta. E quindi è ancora più diciamo, importante da questo punto di vista avere quanto prima delle indicazioni un po' più puntuali, perché altrimenti si rischia di prendere delle strade sbagliate. Allora, per quanto riguarda appunto il livello europeo, quindi parliamo di testi definitivi e pubblicati a gennaio. Il percorso nazionale è un percorso molto accidentato, come sapete, perché è un percorso che non riguarda strettamente lo sviluppo rurale, ma è un percorso che riguarda tutti i fondi, perché tutta l'Italia si presenterà alla Commissione con un accordo, una proposta di accordo di partenariato che riguarda non solo il FEAS, ma riguarda tutti gli altri fondi, perché questa è la definizione, diciamo così, procedurale e strategica del quadro comunitario. A livello diciamo così, italiano, sull'accordo di partenariato si susseguono numerosi incontri per arrivare via via ad una definizione più stretta dei contenuti, in particolare anche per dare risposta alle osservazioni che la Commissione europea ha fatto sulla prima proposta che è stata presentata ancora a fine marzo, inizi di aprile di quest'anno. C'è un'evoluzione nei testi, anche come regioni, soprattutto sulla parte che riguarda, parlo per la parte ovviamente del FEASR, sulla parte che ci riguarda di più nell'accordo, stiamo lavorando col Ministero, ci sono incontri e dibattiti e anche non precise identità di vedute su parecchi punti, soprattutto tra regioni e Ministero, non tanto posizioni singole di qualche regione, o quanto piuttosto proprio nel rapporto centro-periferia, diciamo, ecco, no? Perché ovviamente ci sono delle tensioni, ci sono delle idee diverse su come sviluppare anche diciamo così, gli orientamenti strategici sull'applicazione delle diverse priorità e delle diverse misure. Temi diciamo così, più di discussione sono sicuramente a livello nazionale per quanto riguarda gli orientamenti, e questi rapporti centro-periferia sono sicuramente il tema dei partenariati europei dell'innovazione e di gruppi operativi.
dove c'è una visione più centralistica, ma anche giustificata in parte, no, per alcuni versi, da parte del Ministero. L'altro tema su cui si sta ragionando tanto è proprio quello che abbiamo toccato oggi e che la professoressa Messina ha sfiorato, è quello delle aree interne, perché ovviamente ci sono implicazioni molto ampie che riguardano tutti i fondi. Ci sono idee diverse che circolano a livello ministeriale circa le modalità di applicazione, perché possono essere usati questo sviluppo locale partecipativo, che è uno strumento non solo FEASR, LEADER, ma è uno strumento che può essere usato anche dagli altri fondi. Ci sono problemi di integrazione tra i fondi, perché ci sono appunto idee diverse. Ci sono situazioni poi molto molto differenziate tra le diverse regioni. Ovviamente la nostra è una regione un po' particolare da questo punto di vista, nel senso che per fortuna, insomma, diciamo, situazioni estreme non ce ne sono. Ci sono delle situazioni ovviamente di criticità rispetto alla definizione delle aree interne, che poi è una definizione che riguarda soprattutto i servizi, l'accessibilità ai servizi, e quindi ci sono letture, diciamo così, diverse dei capitoli e anche, voglio dire, difficoltà che si pongono anche a livello regionale sul tema appunto dell'integrazione tra i fondi. Allora, il fatto di avere una programmazione regionale unitaria aiuta, però adesso forse è necessario, e qui scendo a livello regionale, forse è necessario dare anche concretezza, soprattutto per esempio su un tema come questo, ma anche il tema rapporto urbano-rurale, che abbiamo sentito anche oggi molto, molto presente in questa priorità. Credo sia necessario appunto che a livello regionale questi problemi vengano affrontati e vengano anche in qualche maniera risolti. Ecco, allora io credo di avervi dato alcune informazioni che possono essere utili anche per il nostro lavoro. Riprenderemo, diciamo che in questa settimana, magari prima delle ferie eccetera, cercheremo di chiudere anche con i soggetti del partenariato. C'è la possibilità, perché ovviamente ci sono alcuni soggetti per i quali l'indicazione, essendo un'indicazione comune faccio per esempio riferimento ai consorzi di tutela, c'è la necessità di trovare un rappresentante, quindi bisogna mettere insieme più soggetti e cercare di unificare, diciamo così, una proposta intorno ad un nome, ad un rappresentante. Ecco, ci sono diverse situazioni come queste che cercheremo in queste settimane di risolvere. Poi diciamo così, andrà avanti rispetto al processo di consultazione, ovviamente andrà avanti comunque a livello regionale, compatibilmente con le ferie, andrà avanti anche un processo di riflessione e di sviluppo della parte strategica, perché poi vorremmo arrivare, diciamo, verso ottobre a confrontarci anche su questo. Ecco, io vi ringrazio per l'attenzione, ringrazio veramente i relatori perché sono stati molto efficaci, siamo contenti anche della scelta che abbiamo fatto di andare, diciamo così, anche è la prima volta che lavoriamo con questa area, diciamo, dell'Università di Padova. Siamo contenti di questa esperienza e spero che anche voi abbiate trovato interessanti le riflessioni che abbiamo fatto oggi. Arrivederci. Solo una comunicazione di servizio, ore 14:30, incontro del gruppo di lavoro nella sala consiglio, inclusione, per cui tutti gli interessati sono invitati a farcela per quell'orario.